Buongiorno a tutti voi telespettatori di Antena 3, sabato 18 febbraio, di nuovo la nostra prima edizione. Allora anche oggi tanti i temi che affronteremo, c'è la cronaca però come sempre in primo piano e allora andiamo nel Padovano per parlare di una 52enne che è stata aggredita con l'acido da un uomo in fuga. È caccia all'uomo a Sant'Elena, nella Bassa Padovana, dove i carabinieri stanno cercando l'aggressore, uomo o donna non è ancora certo, che ha cercato di sfregiare con l'acido una donna di 52 anni. Il fatto è avvenuto nella tarda serata, non lontano dall'abitazione della vittima, e si è consumato in pochi istanti. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno stava aspettando la donna nascosto al buio. Evidentemente l'aggressore conosceva la vittima e le sue abitudini. Improvvisamente si è diretto verso di lei, gettandole addosso del liquido che l'ha colpita alle braccia e al volto. Le urla della donna e l'intervento in suo aiuto di alcuni residenti che sono corsi in strada avrebbero evitato il peggio, così come l'abbigliamento pesante a causa del freddo che ha in qualche modo attenuato gli effetti dell'acido. L'aggressore è fuggito e la 52enne è stata immediatamente soccorsa e trasferita al centro Grandi Ustionati di Padova, dove è stata ricoverata e medicata, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi. Ancora donne aggredite, è uscito dal carcere dopo una condanna per mafia, ma è stato nuovamente arrestato per stalking nei confronti dell'ex compagna. A finire in manette un 44enne crotonese domiciliato a Verona che a fine settembre dello scorso anno era stato sottoposto alla libertà vigilata per la durata di un anno dopo aver espiato una condanna decennale per reati associativi mafiosi nell'ambito del processo Emilia contro l''ndrangheta. Inoltre il giudice gli aveva concesso l'autorizzazione a trascorrere il weekend con il figlio minorenne nell'attività dell'ex compagna di 30 anni nel Reggiano. E proprio in questa circostanza, secondo gli inquirenti, l'uomo si sarebbe reso responsabile di una serie di gravi condotte persecutorie. La donna lo ha denunciato ai carabinieri che hanno informato la procura di Reggio Emilia, diretta dal procuratore calogero Gaetano Pacci, che ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per questo 44enne crotonese domiciliato a Verona. E poi ieri invece è finita a Mira, nel veneziano, la fuga di 11 giorni di un tunisino 27enne residente a Preganziol che aveva violato il divieto di avvicinamento e nel Padovano ha minacciato l'ex moglie con una pistola. È finita a Mira dopo 11 giorni di latitanza la fuga di un tunisino di 27 anni che la sera dello scorso 5 febbraio aveva minacciato l'ex moglie che si trovava con il figlio con una pistola, rapinandola anche del cellulare. Il fatto è avvenuto a San Giorgio delle Pertiche, nei pressi dell'abitazione della donna. Il tunisino era stato denunciato dall'ex moglie a giugno, quando era stato raggiunto da un ordine di divieto di avvicinamento del tribunale. Violando il provvedimento, l'uomo si è recato a San Giorgio delle Pertiche. Provvidenziale per la donna l'intervento di alcuni avventori di un bar che hanno avvisato i carabinieri. L'uomo a quel punto si era dato alla fuga in auto, riuscendo a far perdere le sue tracce fino al 16 febbraio, quando è stato rintracciato e arrestato a Mira. L'uomo si trova in carcere a Padova con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e diffusione sui social di immagini private corredate da commenti offensivi. Dopo il fermo è stata perquisita la sua abitazione di Preganziol, dove sono stati sequestrati 660 euro in banconote contraffatte. E poi la piaga delle morti sul lavoro, l'ultima, quella di ieri pomeriggio a Padova, il 70enne originario di Santa Maria di Sala, imprenditore, schiacciato da un portone mentre effettuava un trasloco proprio in centro città. Saranno le indagini aperte sulla vicenda a chiarire la dinamica dell'incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Diego Luison, 70 anni. L'uomo, titolare dell'impresa di traslochi che porta il suo nome, mentre trasportava un divano aiutando gli altri collaboratori della sua impresa, sarebbe stato colpito alla testa dalla porta d'ingresso del palazzo, morendo sul colpo. Originario di Santa Maria di Sala, nel veneziano, viveva però da sempre al confine tra Padova e Selvazzano, una tragedia che ha provocato l'immediata reazione dei sindacati. Un altro morto sul lavoro, continua questa strage, i morti ogni anno superano il numero di 1000 persone, un morto praticamente ogni 8 ore, 3 morti al giorno. Una strage che sembra non finire.
c'è la necessità davvero di mettere al centro la cultura della sicurezza. Questo tema non è più assolutamente rinviabile. In Veneto la situazione è grave, con numeri che vanno addirittura in controtendenza rispetto alle altre regioni. Mentre a livello nazionale il numero dei decessi, seppur tanti, è lievemente diminuito, in Veneto invece è aumentato questo numero. Anche Padova ha avuto 15 decessi nel corso del 2022, quindi una persona al mese. Formazione, prevenzione, manutenzione, tutti aspetti fondamentali della sicurezza sul lavoro che dovrebbe essere la priorità assoluta. Invece la CGIL denuncia anche gli investimenti insufficienti. Non c'è un euro di investimento, non c'è un euro in più per le ispezioni sul lavoro, non c'è un investimento reale di formazione per chi fa impresa, per gli imprenditori grandi e piccoli da questo punto di vista. E quindi, come dire, è necessario che questo scandalo venga reso evidente. Tornando al dramma che ha colpito Diego Luison, i carabinieri hanno raccolto le molte testimonianze di lavoratori e passanti, visto che l'incidente è avvenuto praticamente in strada, in Corso del Popolo, la via che collega la stazione con il centro. Anche il tram, che passa a pochi metri dal luogo, è rimasto fermo a lungo, con i passeggeri che hanno proseguito a piedi. E di patente a punti per le imprese è tornato a parlare ieri proprio a Padova il segretario generale della CGIL Landini, nel giorno proprio in cui si consumava l'ennesima tragedia. Landini ha poi parlato anche del super bonus e dell'autonomia del Veneto. Noi da tempo stiamo chiedendo di introdurre una patente a punti, che vuol dire che le imprese che non rispettano le norme, che non rispettano la sicurezza, non debbono nemmeno essere ammesse alle gare di appalto dove si lavora di opere pubbliche in questa direzione. E poi c'è da fare degli investimenti sulla prevenzione, perché per evitare di morire e di infortunarsi non devo discutere come intervengo dopo che è avvenuto. Ho il problema di come metto nella condizione le aziende e i lavoratori che nessuno debba trovarsi nella condizione di morire lavorando. A Padova per il congresso nazionale della FIOM il segretario generale della CGIL Maurizio Landini affronta il tema delle morti sul lavoro nelle stesse ore in cui in città un operaio perdeva la vita schiacciato da un grosso portone. La media delle morti bianche non si abbassa da molti anni e il nostro paese è in ritardo, dice Landini. Per contenere questo grosso problema bisogna anche intervenire sulla precarietà che spesso è causa indiretta di molti incidenti mortali. Duro l'attacco di Landini al governo in tema di lavoro, non discutono con nessuno, ha detto, commentando poi la notizia della sospensione dei crediti al super bonus. Credo che sia una decisione sbagliata e credo che sia il solito metodo che questo governo sta utilizzando di non discutere, di non parlare mai con i soggetti interessati, in questo caso sia le imprese ma anche i lavoratori, quindi anche i sindacati che sono coinvolti. Questo è un metodo sbagliato che non va bene e che porterà, io credo, dei danni se continuano a muoversi in questa direzione, al Paese intendo. Il sindacato non è di opposizione o di governo, ma un soggetto autonomo che giudica gli esecutivi per il loro operato e al momento il giudizio sul governo Meloni è negativo, ha continuato Landini, che da Padova attacca duramente anche l'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata oggi vuol dire semplicemente lasciare le diseguaglianze come sono, anzi aumentarle. E questo non fa bene a nessuno, neanche a quei territori che pensano di essere più avanzati. Se uno pensa davvero che di fronte a quello che sta succedendo nel mondo uno si risolve i problemi con l'autonomia della sua regione, della sua provincia o del suo comune, se lo pensa davvero, io penso che dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo aiutarlo se la pensa davvero, perché non sta bene. E a proposito, resta la polemica, resta il dibattito, parliamo di autonomia da quando proprio su proposta del ministro Calderoli, il ministro che sta portando avanti il percorso all'autonomia, è arrivata la proposta e poi la decisione del Consiglio dei Ministri di impugnare un articolo della legge di stabilità del Veneto. Ma sorpreso sì, perché insomma speravamo che la nostra norma fosse compresa e andasse verso quell'idea di un Veneto che attraverso l'autonomia che speriamo di avere nel corso dei prossimi mesi e anni avesse un'anticipazione con quella che riteniamo oggi una norma intelligente che vuole far sì che le risorse che vengono recuperate nel Veneto rimangano nel Veneto. L'assessore regionale al bilancio lo dice chiaramente, era un anticipo di autonomia, ma per il governo evidentemente troppo in anticipo visto che l'autonomia ancora non c'è. Per il PD invece è semplicemente qualcosa di illegittimo. Non si tratta di scorciatoie autonomistiche, ma proprio di attribuzione di risorse che non poteva avere. Dimostra
che il Veneto deve fare molti compiti a casa e non abbiamo a che fare come i primi della classe, come dice spesso Zaia. Il governo dice stop, il PD attacca e Zaia e le regioni annunciano ricorso alla Corte Costituzionale. Le prime reazioni di una decisione che fa discutere. Fuoco amico o paradosso, la definizione si applica a entrambi. Perché che sia stato proprio il ministro alla guida del percorso per l'autonomia, Roberto Calderoli, a proporre di impugnare la legge di stabilità del Veneto è un caso che diventa anche politico. Nel mirino c'è l'articolo 10 della legge, disposizioni tributarie per disporre che l'attività di recupero relativo ai tributi regionali, l'IRAP ma anche la quota nazionale dell'addizionale IRPEF, dovrebbe rientrare nelle casse regionali. Insomma, chi si è messo in regola pagando il dovuto all'Agenzia delle Entrate deve versare quei soldi al Veneto, non a Roma. Cifre pesanti dai 20 ai 30 milioni all'anno, ma per il governo è una soluzione anticostituzionale. Credo che sia ormai compreso da tutti che qualsiasi intervento che va a toccare le casse dello Stato centrale da parte dello Stato centrale vede riottosità. Questa è una norma nuova che il Veneto ha studiato, che ha proposto, di cui ne siamo convinti. Lo stesso Zaia annuncia in una nota che si confronterà con il governo sull'impugnativa ed è pronto ad arrivare fino alla consulta. La storia delle impugnative, dice Zaia, ci insegna che a volte si perde, ma spesso si ha ragione. Non possiamo permetterci di rinunciare a priori a proporre provvedimenti innovativi dalla forte connotazione regionale. Farebbe bene Zaia a non perseverare nell'errore, a non ricorrere alla consulta e invece raddrizzare queste storture contenute nelle leggi di bilancio della regione. Solo così si fanno gli interessi dei veneti, perché in altro modo si rischia solamente di pesare sulle tasche dei contribuenti e di non fare gli interessi della nostra regione. E poi c'è il caso Superbonus, ne parleremo poi ampiamente nella nostra pagina politica più tardi, dalle 13:30 in poi con i nostri ospiti, ma è un caso ovviamente con la rabbia delle imprese, i costruttori. Ieri abbiamo sentito le parole durissime del presidente di ANCE Veneto Ghiotti, che ha parlato di boia che decapita le imprese, di azioni eclatanti che sono ormai vicine, e intanto però il governo conferma non potevamo fare altrimenti, ha detto più volte il ministro Giorgetti, che è finito nel mirino delle polemiche. La convinzione fortissima e innegabile anche della maggioranza del governo è che un intervento immediato come quello varato in Consiglio dei Ministri era inderogabile. Nel mirino ci sono le spese, 120 miliardi di euro di spesa, 2.000 euro a testa per ogni italiano, e 48 miliardi di buco che, spiega chi è vicinissimo al Premier, rischiano di far saltare in aria i conti dello Stato. Il governo accusa il Movimento 5 Stelle, dice disastro lasciato dal Movimento 5 Stelle, poi sentiremo anche ovviamente l'ospite rappresentante del Movimento 5 Stelle, ma ci sono le cifre in ballo. Allora la CGA di Mestre ha messo in fila alcune delle cifre. Il Superbonus, dice la CGA, ha generato 372.303 asseverazioni depositate entro il 31 gennaio scorso, e lo Stato, con il cosiddetto 110%, dovrà farsi carico di una spesa di 71,7 miliardi di euro su quasi 12,2 milioni di edifici residenziali. Questa misura ha interessato solo il 3,1% degli immobili a uso abitativo. La stima dell'ufficio studi della CGA di Mestre, e a livello regionale è il Veneto ad aver registrato il ricorso più numeroso al Superbonus in relazione agli edifici residenziali esistenti. Sentiamo le parole del direttore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo. Sarebbe sbagliato parlare di assalto alla diligenza, ma altrettanto ingiusto non riconoscere che il Superbonus ha provocato un costo in capo alla fiscalità generale spaventoso e non proporzionale al numero di edifici che sono stati efficientati. Ora va trovata una soluzione per le tante famiglie e aziende che sono in possesso di una massa di crediti fiscali importanti non più esigibili. Una situazione che, se non affrontata subito, rischia di far fallire molte aziende del settore delle costruzioni. E appunto il settore delle costruzioni, dicevamo, ieri abbiamo sentito ANCE Veneto, ma poi ci sono anche le altre categorie, a partire da Confartigianato Trevigiana, che definisce la misura del governo un macigno che rischia di far chiudere anche le aziende in buona salute.
La provincia di Treviso è stato il primo ente locale in Italia a divenire concessionario di credito d'imposta per il superbonus e oggi, dopo lo stop deciso dal governo con il decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri, conferma la bontà di quel provvedimento e sottolinea che sarebbe disposta a rifarlo. Il direttore generale Carlo Rapicavoli definisce quell'operazione del valore di 14,5 milioni perfettamente lecita, vantaggiosa sia per l'ente che per il sistema. I segnali di una misura in arrivo per limitare il meccanismo della cessione del credito si stavano facendo ricorrenti, ricorda tuttavia il direttore generale, e quindi abbiamo scelto di non procedere ad altre iniziative in questo senso. Ora valuteremo il testo del decreto, conclude Rapicavoli, e soprattutto quello della sua conversione in legge. Ricordiamo che la provincia di Treviso ha già fatto l'acquisizione dei crediti fiscali e quindi sostanzialmente è stata un'apertura incredibile da parte degli enti locali, quindi su questo non possiamo fermare questo volano, altrimenti, che è appena partito, altrimenti veramente ci si ferma tutti. Proprio quando gli enti pubblici locali hanno intuito di poter essere parte attiva dello smobilizzo dei crediti del superbonus 110%, arriva con la pesantezza di un macigno l'ennesimo orientamento governativo che ottiene l'immediato effetto di bloccare ogni possibile evoluzione positiva. Continua il numero 1 della Confartigianato trevigiana. Manca liquidità, le aziende si stanno fermando facendo un'attività comunque che era lecita, che era quello che comunque il governo ci aveva indicato di fare. Quindi dopo 1 anno e mezzo, 2 anni, trovarci in queste condizioni secondo me è qualcosa che non è, passatemi il termine, leale nei confronti di molte imprese artigiane che hanno rischiato tutto, che stanno rischiando tutto. I 6 miliardi investiti fino ad oggi in Veneto con il 110%, prosegue Bernardi, hanno attivato un valore della produzione totale di oltre 12 miliardi di euro e secondo alcune stime potrebbe esserci 1,4 miliardi incagliati in pancia a migliaia di imprese. Questa misura, conclude il Presidente, metterà in difficoltà anche quelle imprese che godono di buona salute. Oggi vanno in crisi anche quelle imprese che andavano e vanno sicuramente bene. Poi ci sono i fronti invece di indagini sulle truffe del bonus facciate. A Treviso 4 professionisti sotto indagine, una truffa da oltre 200 milioni di euro. Si sono finti imprenditori solamente per incassare il bonus facciate, poi sono spariti nel nulla. 4 professionisti trevigiani indagati dalla Procura della Repubblica per aver indebitamente acquisito crediti per oltre 200 milioni di euro. L'ipotesi di reato è quella di truffa ai danni dello Stato. Non solo i furbetti del superbonus 110% quindi, ma anche le agevolazioni relative alle facciate di abitazioni e condomini hanno invogliato più di qualche malintenzionato a mettere in piedi un raggiro. In questo caso i 4 professionisti avrebbero fatto passare per reale, tramite attestazioni fittizie, la costituzione di un'impresa e per farlo si sono serviti delle partite IVA per l'edilizia aperte da giovani dell'Est Europa che si sono prestati alla truffa. Quindi è bastato caricare i dati nel sito dell'Agenzia delle Entrate tra il 2020 e il 2021 e comunicare lavori neppure avviati. Una procedura semplice che è stata poi resa più complessa e difficile da aggirare, ma nel frattempo i crediti sono stati acquisiti. Solo a posteriori le indagini della Guardia di Finanza hanno fatto emergere la truffa, rispetto alla quale gli accertamenti sono tuttora in corso. Adesso la cronaca per un aggiornamento, lo leggiamo dal sito del Gazzettino. C'è stato un incidente mortale, purtroppo l'ennesimo in Veneto, nel veneziano in questo caso. Alle 11 un'auto, lo vedete nella foto del sito del Gazzettino, si è scontrata contro un platano in via Cagamba a Jesolo. Poco dopo le 11 un 39enne del posto, alla guida di un Opel Corsa, ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Nessuna altra auto è rimasta ferita nello schianto avvenuto intorno alle 11 e non si conoscono ancora le generalità della vittima. È successo davvero poco fa ed è purtroppo l'ennesima vittima che si registra in Veneto in un 2023 che stando alle cifre sembra essere quasi la fotocopia del terribile 2022 in Veneto. A proposito di incidenti mortali, ci sono novità sullo schianto in cui il 4 febbraio ha perso la vita Giordano Sanginiti, il giovane veneziano caduto con la moto lungo la regionale 308 nell'Alta Padovana. Ci sarà una perizia che farà luce sull'accaduto.
La Procura di Padova ha disposto una perizia, il termine tecnico è cinematica, sul tragico incidente costato la vita al 21enne di Mirano, in provincia di Venezia, Giordano Sanginiti, che il 4 febbraio aveva perso il controllo della sua moto mentre percorreva la nuova statale del Santo, la 308, tra i comuni di Cadoneghe e Campodarsego nel Padovano. Una perizia che dovrebbe accertare la dinamica, le cause e le responsabilità dell'incidente. Sotto accusa una buca sull'asfalto e l'ipotesi che non fosse adeguatamente segnalata. Il PM darà l'incarico, probabilmente mercoledì prossimo, a un tecnico per eseguire questa perizia e inoltre, come atto dovuto per consentire loro di nominare dei periti di parte, ha iscritto anche nel registro degli indagati per il reato di omicidio stradale 2 funzionari di Veneto Strade, l'ente che gestisce la 308. La famiglia di Giordano Sanginiti aveva subito contestato l'insufficiente segnalazione dei pericoli per l'asfalto dissestato in quel tratto della regionale 308. Ieri intanto ci sono stati i funerali a Aspresiano del piccolo Edward, il bimbo di 4 anni morto esattamente una settimana fa nell'incidente stradale di Spresiano. Era in auto con la mamma che ha perso il controllo della vettura per un colpo di sonno. Erano in 500 ieri a Spresiano per l'ultimo addio. Seguono con lo sguardo quei palloncini rossi, papà Moreno e mamma Nicole, mentre sul sagrato della chiesa di Spresiano ci sono solo silenzio e lacrime. È passato meno di una settimana da quando Edward, 4 anni appena, è morto poco distante a Visnadello. Si trovava in auto con la madre di ritorno dal pronto soccorso dopo una notte in bianco a causa di una bronchite. A essere fatale forse un colpo di sonno della donna vinta dalla stanchezza. Tutti i dettagli che passano in secondo piano nel giorno dell'addio. Oltre 500 le persone che hanno abbracciato Nicole e Moreno Bressaglia, a loro volta stretti in una consolazione profonda e reciproca. Accanto ai genitori, tra gli altri, i sindaci di Spresiano, Roncade e Treviso, dove Moreno Bressaglia ingestiona un bar in piazza Burchiellati. Il ricordo più diretto è affidato a Daniela, madre dei fratelli maggiori di Edward, Evelyn e Gabriel. Sai già che ci mancherà tutto di te, il suono delle tue risate, le parole ibride date da 2 lingue, la tua perenne vivacità. Ci hai tolto il fiato, respiravamo per te, respiravamo con te. Amore è la parola più ricorrente, anche se davanti alla piccola bara bianca gli interrogativi sono tanti. L'invito di Don Giuseppe è di guardare il tempo vissuto assieme, per quanto breve. Ricordate la mia breve esistenza, la gioia che ho suscitato nei miei cari, nei miei genitori, i miei familiari, i miei nonni. Ero una pura espressione di amore. Un amore che ha unito più famiglie, un sorriso, quello di Edward, che andrà oltre. I tuoi fratelli, Gabriel ed Evelyn, vogliono ricordarti che saranno i tuoi supereroi. Cammineremo insieme, sempre accanto a te, sempre vicino a te. Supereroi, solo io e te. 2 gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Queste dunque le strazianti immagini. Vi ricordo l'incidente invece mortale, e vi daremo qualche dettaglio fra poco, a Jesolo intorno alle 11, un 39enne che ha perso la vita a Jesolo questa mattina. Noi restiamo nel veneziano, ma andiamo proprio in centro storico e cambiamo argomento. Torneremo alla cronaca fra poco, però è cronaca anche questa di fatto. Lo vedete, il nostro Filippo Fois che si trova in una zona, ma ce ne sono diverse a Venezia, con il fenomeno dei canali in secca che sta preoccupando in questi giorni anche per la navigazione, per tutti i servizi legati alla navigazione. Filippo, a te.
Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. La preoccupazione c'è e possiamo già annunciarvi che si tratterà di un pomeriggio molto difficile, quello che vivremo oggi a Venezia. Intanto vi presento l'ospite, che è l'avvocato Giorgio Suppiei, presidente di Arsanà. Arsanà era il vecchio nome, così come l'aveva tramandato Dante Alighieri, dell'Arsenale di Venezia, e Arsanà oggi è un'associazione no profit che si occupa dello studio e del recupero delle antiche imbarcazioni veneziane. Per cui chi meglio di voi, che siete sempre in laguna, può darci uno sguardo a quello che adesso, guardi, noi scendiamo da questo ponte, vi dico anche dove siamo. Se andiamo dritti si finisce in piazza San Marco, alla mia sinistra invece si va in Canal Grande, a destra c'è la Fenice, mentre dritto davanti a noi c'è l'Accademia. Ecco qua, questo rio, come tanti altri, adesso ve lo farà vedere Sandro Ponchio, è bassissima l'acqua, vediamo il fondale. Sì. È la battuta che fanno anche sulle reclame, i gas sul canal, è vera, cioè nel senso che non è una costruzione. L'equilibrio idrogeologico della laguna è una cosa seria e delicatissima. Hanno cominciato a alterarlo con lo scavo dei canali dei petroli, e lo spartiacque della laguna d'ingresso dal canale di ingresso del porto di Malamocco rispetto a quello di San Nicolò di Lido si è spostato, una volta era San Giorgio in Alga, fino all'interno ormai a San Secondo. Il problema di Venezia è che non ci sono solo le alte maree a cui il Mose dovrebbe far fronte con gli altri danni che però il Mose crea, ma ci sono anche delle acque alte spaventose. Quando ci sono, soprattutto in inverno, il problema delle sigizie, delle fasi lunari, per cui ci sono delle maree un po' più basse, la laguna è stata marinizzata, si svuota completamente perché i canali di ingresso delle bocche di porto non hanno più una morfologia compatibile con l'antico equilibrio delle acque. Ecco, allora spieghiamo anche per chi non fosse di Venezia, gli faccio un brevissimo riassunto, perché qualcuno potrebbe dire: ma come i canali, lagune, tutt'acqua? No, ci sono i canali, vale a dire è stato scavato il fondale di modo da permettere in alcuni punti il passaggio delle navi. Prima l'avvocato Suppiei citava il canale dei petroli, è un canale che è stato scavato credo a metà degli anni 60. Sì, tra il 62 e il 66. Per far arrivare le navi a porto. Le petroliere, le grandi navi con pescaggio sopra i 10 metri, fino all'interno del porto della laguna, in fondo a Porto Marghera. Oggi diciamo che questa, più che una laguna, si sta trasformando in una baia, per cui adesso assistiamo a fenomeni che prima ci sono sempre stati, per carità in questo periodo dell'anno, ma adesso sono estremi. Sono estremizzati perché le bocche di porto, che sono la comunicazione col mare, sono state completamente modificati, e lo scavo retto soprattutto, mentre i canali una volta l'acqua si disperdeva per la laguna attraverso i ghebi, che erano percorsi tortuosi, pieni di velme, di cose che frenavano e il ricambio era un ricambio equilibrato. Adesso invece entrano dalle bocche di porto dei fiumi di cose, per fare il Mose hanno anche rettificato, non è più uno scavo a V, la sezione delle bocche di porto, è uno scavo quadrato, e quindi da lì entra fino ai 12 metri e mezzo di fondale, delle masse enormi di acqua, e non solo, ma si svuota anche enormemente la laguna seguendo le maree. Per esempio qua adesso cosa può passare? Niente. Qua non può passare niente. Canotto, diciamo. Oggi alle 4 c'è meno 60 centimetri, quindi rispetto a questo, in questo momento siamo circa allo zero idraulico, altri 60 centimetri di meno, qua si cammina sul fondo nella melma, sono già fuori gli angoli lungo le fondamenta e non si passa più, e questo è un grave rischio, non so, anche per la sicurezza, perché abbiamo visto che l'incendio della Fenice non sono riusciti ad arrivare i pompieri quella volta perché era impossibile arrivare nelle vicinanze del teatro per i canali scavati. Figuriamoci, adesso tra l'altro proprio la Fenice è a qualche centinaio di metri da dove ci troviamo. Qui tra l'altro mettiamo caso che qualcuno abbia bisogno di un'ambulanza e bisogna venire a piedi. Qua l'ambulanza non passa, qua i pompieri non passano, e in situazioni particolari come quelle di oggi, che siamo anche un giorno di carnevale dove ci saranno credo almeno 150.000 persone, perché io per arrivare fino a qua ho fatto la vita del salmone controcorrente rispetto ai turisti che andavano restando imbottigliati in 2 o 3 punti dove ci sono le strettoie dei passaggi, nella zona lì dell'ex Coin, oppure anche nelle cali che vanno verso San Marco, e questa cosa rende anche la situazione pericolosa. Sì. E qua, perché le cose cambiano, mi sa che oramai ci sarebbe troppo da fare per ovviare anche a questo nuovo problema. Bisognerebbe intanto smetterla di aggravare la situazione, e quindi la regolamentazione delle acque. Adesso vogliono fare nuovi interventi sul canale dei petroli, vogliono fare marginamenti, vogliono approfondire, che sarebbe un altro disastro. Brugnaro e la sua giunta, l'amministrazione Brugnaro, si è messa in mente di spostare il porto dei passeggeri, per il problema delle grandi navi che tutti conosciamo, a
le banchine dell'area carponifera di Forte Marghera, scavando il canale Vittorio Emanuele in maniera dritta per poter fare manovrare le navi da crociera, le grandi navi. Questo aggraverebbe enormemente, quindi bisogna smetterla di fare. Dopodiché ci possono essere tutta una serie di interventi che recuperano la situazione, tipo quello di aprire la terza zona di Forte Marghera, le casse di colmate, eccetera, in maniera che si sparpagli meglio. Su questo ne riparleremo un'altra volta. Io ringrazio Giorgio Supiei per la sua spiegazione di quello a cui stiamo assistendo. Vi ricordiamo che questo pomeriggio andrà anche peggio di come vedete. Intanto restituisco la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois. Insomma, le immagini parlano da sole. Questa è la questione bassa marea, ma c'è anche la questione siccità che preoccupa, come ha preoccupato la scorsa estate, rischia di essere peggiore in questa estate dal delta del Po, ma non solo. Vediamo. Dovremo affrontare primavera e la stagione estiva con già uno scenario preoccupante. L'allarme siccità risuona già forte nonostante siamo solo a metà febbraio, ma l'assenza di piogge in pianura e la poca neve caduta in montagna preoccupano sin da ora pensando ai prossimi mesi, e c'è già chi parla di un'estate 2023 peggiore rispetto a quella dello scorso anno. Indicatore di questa emergenza è il grande fiume il Po, che a memoria d'uomo non aveva mai vissuto una siccità come quella registrata oggi. Noi stiamo vivendo qui da noi nel delta del Po, stiamo vivendo un periodo di siccità anomalo. Non c'è stata in montagna poca neve e qui da noi assolutamente precipitazioni che d'inverno, non dico la neve qua, però le piogge, ma assolutamente precipitazioni mancate. Quindi la situazione è molto allarmante proprio perché giustamente, come diceva lei poc'anzi, già siamo a febbraio a notare quello che è la situazione della siccità. Il Po è al di sotto del livello medio, ma a preoccupare soprattutto il cuneo salino, che nonostante manchino ancora diversi mesi all'inizio dell'estate ha già iniziato a risalire. Un problema per tutto il patrimonio della biodiversità, ma anche e soprattutto per l'agricoltura. Più le precipitazioni mancano e più c'è abbassamento del livello del Po verso il mare, e più il mare entra dentro il Po. E voi sapete cosa vuol dire avere acqua salata al posto di acqua dolce. Vuol dire avere un'acqua che, anche se poca, non è utilizzabile. E a proposito di agricoltura, gli imprenditori sono preoccupati per le conseguenze che la siccità potrà avere sulle colture nei prossimi mesi. C'è un settore, quello del florovivaismo, che negli ultimi 10 anni ha perso 350 aziende, quasi 35 all'anno, e che oggi soffre i rincari dell'elettricità e i cambiamenti climatici. Probabilmente avrà un impatto devastante, ma insomma io mi auguro, anche attraverso quello che è il rapporto che abbiamo quotidiano con i consorzi di bonifica, che hanno comunque un ruolo fondamentale sul territorio e riescono a garantirci, non dappertutto, però quasi su tutto il territorio regionale, riescono a garantirci finora quella quantità d'acqua che ci è servita per riuscire a fare agricoltura. La siccità, ma poi anche lo smog è uno dei grandi temi ambientali. Una giornata particolarmente difficile sul piano smog a Treviso, dove vedo il nostro Christian Arboit insieme a Mario Conte, che ha presentato, siamo in piena campagna elettorale, il simbolo della sua lista. Allora Christian, a te. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori di Antena 3, anche da parte di Lucio Zanato che sta curando la parte tecnica. Questo è il primo giorno ufficiale di campagna elettorale per il sindaco uscente Mario Conte. Da pochi minuti sindaco, è terminata la presentazione della sua lista personale. Potete vedere il simbolo, Mario Conte, il simbolo è quello della precedente campagna elettorale. Aveva portato bene. Sì, è di buon auspicio, però abbiamo voluto presentare il simbolo della lista civica e soprattutto richiamare un po' tutti i nostri cittadini per raccontare quanto è stato fatto in questo primo mandato, ma soprattutto quello che vogliamo fare per il futuro della nostra città. Abbiamo le idee chiare, la forza civica ha anche tante persone che arrivano dalla società civile, giovani, sportivi, gente che arriva dal mondo della cultura, liberi professionisti, dipendenti, pensionati, insomma c'è davvero di tutto e stanno portando delle belle idee, dei punti di vista importanti per la nostra città che ci servono proprio per governare al meglio Treviso, e quindi noi ci riproponiamo per chiedere
ancora una volta la fiducia dei nostri cittadini, lo facciamo con il sorriso e con le idee molto chiare. Oggi lei ha ufficializzato il simbolo, il programma, non ancora i candidati consiglieri. No, attendiamo l'ufficialità della data, perché poi da lì partiranno i famosi 30 giorni per presentare le liste. Devo dire che la fortuna è davvero di avere tante persone che si vogliono mettere in gioco e oggi erano qui presenti. Venerdì prossimo presenteremo il simbolo della Lega, che sarà sempre a sostegno della mia candidatura, e quindi sarà un'altra giornata importante, proprio perché vogliamo dimostrare quanto siamo squadra, perché ricordo che le due liste sono complementari, quindi non lavorano in contrapposizione ma lavorano unite insieme agli altri alleati per una proposta convincente da presentare ai nostri cittadini. Quindi nessuna guerra, nessuna battaglia interna, perché si dice anche questo, che si faccia un po' a spintoni per entrare nella sua lista data più, diciamo così, per vincente sulla carta. No, sarà una lista Lega molto forte, anche in virtù dei buoni risultati che siamo tornati a vedere in Regione Lombardia, con una Lega che è ritornata al 17%, quindi insomma ci sono tutti i presupposti per avere una lista Lega molto forte, e tra l'altro lavoriamo perché anche gli altri alleati, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia, siano delle liste forti, perché io voglio circondarmi di persone forti, di squadre forti, di liste forti, perché l'obiettivo è vincere. Ecco, l'obiettivo è vincere, e sappiamo che in campagna elettorale più che il fuoco nemico a volte incide il fuoco amico, e è chiaro che in questa competizione elettorale i rapporti con Fratelli d'Italia saranno importanti. Ci sono già dei nomi che circolano, si dice Fabio Crea, vice sindaco, possibile vice sindaco. Sono ipotesi reali, sono nomi sul tavolo, o è fantapolitica per il momento? Ma i rapporti con i vertici locali, provinciali e regionali di Forza Italia sono ottimi, stiamo dialogando, francamente non abbiamo mai parlato né di posizione né di numeri. L'accordo è che prima conquistiamo la fiducia dei nostri cittadini, e dopodiché l'impegno che io mi sono preso è quello di riconoscere il giusto peso a tutte le forze che oggi hanno deciso di sostenermi. Quindi visto proprio l'ottimo rapporto che ho con Fratelli d'Italia, non ci sono contrapposizioni, francamente non ho sentito nemmeno nomi e posizioni, e quindi io dico agli alleati: prima conquistiamo la fiducia dei cittadini e dopodiché ci sediamo attorno a un tavolo per decidere chi si occuperà di cosa, però farlo prima sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti dei nostri elettori. Ecco, tra i temi di campagna elettorale, qui ci muoviamo in ambito più istituzionale, c'è quello dell'ambiente. Lei ha parlato sostenibilità ambientale, comunque Treviso è una città virtuosa, restano però i dati sull'aria. Questa mattina il suo sfidante di centrosinistra Giorgio Denardi era al gazebo qui vicino dei Verdi, per dire è una città sotto scacco dello smog. Sì, io credo che i candidati, più che dire che è una città sotto scacco dallo smog, dovrebbero dire cosa vorrebbero fare per migliorare la situazione, e quindi le analisi, le critiche di Denardi le lascio a lui. Ormai i cittadini si sono anche abituati a questo modo abbastanza triste di far politica, giudicante e basato sullo screditare gli avversari. Ecco, noi invece raccontiamo cosa abbiamo fatto in questi 5 anni. Ovviamente raccontiamo anche ai nostri cittadini che Treviso si trova all'interno del bacino padano e non tutto dipende da noi, però gli oltre 5.000 alberi piantati, i 20 chilometri di fognature realizzati, le svariati chilometri di piste ciclabili, la trasformazione del trasporto pubblico acquistando mezzi di trasporto meno inquinanti, e tutte le altre iniziative che con l'assessore all'ambiente abbiamo fatto, tanto da essere rientrati nelle migliori 10 città per 2 anni consecutivi a livello europeo per quanto riguarda le politiche ambientali. Questi sono fatti concreti. Denardi racconta quello che vuole raccontare, però ripeto, sono gli stessi cittadini che mi dicono che dopo poche settimane si sono già stancate del suo modo di fare. Io sono qui per raccontare quello che facciamo e quello che faremo. Insomma, Nicola, vedi bene, si sta entrando nel vivo della campagna elettorale. Dicevamo i temi istituzionali e comunque i temi legati alla sicurezza pubblica, all'ordine pubblico. Oggi pomeriggio iniziano di fatto i festeggiamenti per il Carnevale trevigiano, che culmineranno nella giornata di martedì grasso. Tra l'altro Antena 3 trasmetterà in diretta l'evento a partire dalle 14.30. Ieri abbiamo parlato con il comandante della polizia locale Andrea Gallo, insomma massima sicurezza, la sicurezza è garantita. Si sente tra l'altro di
lanciare un appello anche a chi visiterà Treviso in questi giorni. Sì, deve essere un weekend e un martedì grasso di festa all'insegna delle famiglie, del sorriso, del divertimento, delle maschere, dei colori, del coriandoli, e non all'insegna degli atti vandalici o del disturbo. Sono convinto che la mia comunità da questo punto di vista non mi deluderà, soprattutto i più giovani. L'appello che faccio è: venite a divertirvi, fatelo con testa e soprattutto rispettiamoci. Se seguiremo queste 3 piccole regole sarà un carnevale straordinario. Già questa mattina ho visto una bella invasione di mascherine, l'unica invasione che ci piace, quella dei bambini, delle famiglie, dei colori delle maschere. Quindi divertiamoci tanto, approfittiamo anche per lasciare alle spalle i periodi, quelli più brutti, caratterizzati dalla pandemia. Grazie ad Antena 3 che porterà il carnevale nelle case anche di coloro che magari sono impossibilitati a venire perché magari sono allettati piuttosto che anziani, non se la sentono di uscire, però proprio grazie al vostro servizio porteremo questo divertimento e questi sorrisi dentro le case, perché vuole essere una festa della comunità trevigiana e magari proprio la celebrazione della fine della pandemia, perché ricordo che uno dei primi atti che purtroppo ho dovuto firmare è stato l'annullamento della sfilata dei carri nel 2020, quindi oggi invece torniamo proprio con i carri per dire che ci lasciamo alle spalle i momenti brutti e affrontiamo il presente con il sorriso e con l'allegria dei bambini e del carnevale. Tra l'altro martedì prossimo, 21 febbraio, saranno esattamente 3 anni dal primo caso veneto di Covid e quindi euganeo sostanzialmente. Sì, difatti ovviamente con il massimo rispetto anche per i cittadini che purtroppo anche noi abbiamo perso qui a Treviso, che sono davvero tanti, però dobbiamo lasciarci alle spalle quei momenti caratterizzati dalla paura, dall'incertezza, soprattutto per quanto riguarda il futuro, e dobbiamo giocare il presente con responsabilità certamente, ma anche con ottimismo, e sono convinto che sarà davvero un bel weekend, un bel carnevale di festa, di allegria e di sorrisi, di famiglie. L'invito che faccio è: portiamo i nostri genitori, i nostri figli, i nipoti, veramente veniamo tutti in città, e chi non può venire in città si colleghi su Antena 3. Grazie mille. Sindaco, ha fatto tutto lei, la ringrazio e quindi direi che è tutto. È tutto, Nicola. Con Lucio Zanato ti restituisco la linea. Grazie a te, grazie anche a Mario Conte. Insomma, stavo per dirlo io, insomma, vi ricordo dal martedì 21 dalle 14:30 vi racconteremo in diretta, subito dopo la nostra prima edizione, la sfilata dei carri, insomma l'evento più atteso e che ritorna dopo 4 anni. Restiamo nella politica, però prima di andare in pubblicità, le liste, abbiamo sentito le liste, poi sentiremo anche le repliche ovviamente di De Nardi a quello che ha detto Mario Conte. A proposito del centro-sinistra, una delle liste che supporta Giorgio De Nardi è Treviso Civica, e ieri una new entry in Treviso Civica, ma non è un volto non conosciuto, è quello di un ex appartenente al Movimento 5 Stelle che da tempo ha lasciato il movimento, Domenico Lo Sappio. Ringrazio Treviso Civica di avermi accolto nella lista. La scelta che abbiamo fatto di andare insieme alle elezioni diciamo è figlia di quella che è l'attività in Consiglio Comunale in questi anni. Da grillino a civico. Questo è il percorso politico di Domenico Lo Sappio, arrivato al Palazzo dei 300 sull'onda dei 5 Stelle, per poi dal 2019 passare non senza scie velenose da parte di grillini al gruppo misto in Consiglio Comunale. Componente della minoranza, in questi anni si è concentrato soprattutto sul territorio ambiente e qui ha trovato il punto di contatto con la lista Treviso Civica dell'ex presidente del Consiglio Comunale della Giunta Manillo, Franco Rosi. Noi ci siamo basati su quello che è successo. In Consiglio Comunale abbiamo condiviso le battaglie sul consumo del suolo, sui temi della cultura cittadina. Lui è stato molto, molto vicino a temi che noi condividevamo e reciprocamente. E credo che sia giusto che quando c'è una comunanza di intenti si lavori assieme. Scelte in vista delle prossime comunali, per le quali al momento il Viminale non ha ancora stabilito la data. Il fatto che ci sia un candidato De Nardi che sia dichiaratamente civico, diciamo che per me è stato un altro elemento essenziale per entrare a far parte di questa squadra. Candidato al Partito Democratico che segna comunque già il movimento di idee per la città, che almeno per Treviso Civica sono ben chiare, in alternativa a Mario Conte. Io credo che sia importante avere una visione di crescita di questa città. Questa città deve crescere in qualità e soprattutto in prospettive. Ha le possibilità, perché i trevigiani hanno delle risorse,
è impigrita e dormiente. Noi dobbiamo svegliarla. Allora adesso pochi istanti di pubblicità e poi ripartiremo proprio da Treviso con uno dei temi caldi di Treviso, i negozi sfitti, il centro che si svuota, ma anche perché i costi sono tra i più cari in Italia. Allora pubblicità e poi di nuovo in diretta. Treviso città tra le più care d'Italia per affitti e vendite commerciali. 1.421 euro al metro quadro rispetto alla media italiana di 1.077 per compravendita e 14 euro metro quadro mese rispetto ai 10 di media del resto d'Italia. Dati presentati a Casogana nell'ambito dell'accordo tra il Comune e uno dei portali immobiliari maggiormente utilizzati dagli italiani. Da un punto di vista commerciale Treviso è sicuramente in crescita dal periodo post-pandemico in poi. Un mercato ambito, considerando i numeri di immobili attualmente sul mercato. Abbiamo in questo momento su tutto il territorio comunale circa un 400-450 unità sfitte tra direzionali e commerciali, quindi parliamo di uffici e negozi. Situazioni diverse per vendite e affitti. Dal punto di vista degli uffici c'è più interesse in questo momento per l'acquisto. Per quanto riguarda i locali commerciali, invece, si nota una maggiore propensione all'affitto. Imprenditore medio-piccolo, l'identikit del compratore per immobili che vengono in genere rivoluzionati per adattarsi alle esigenze del post-Covid. Più efficienti, più connessi, più comodi per chi lavora in un ritorno all'ufficio dopo il tempo dello smart working, con aziende che per questo puntano a tornare in centro dopo le delocalizzazioni periferiche. Questa è la cartina dei quartieri più gettonati, dove si nota la presenza di ospedale per Fiere Selvane e a piani per Santi 40 come attrattori di imprese. Dati che il Comune sta già utilizzando. Trovare anche quella cartina di tornasole che consentisse in un unico contesto di avere accesso ai bandi, vedere come si ottengono i contributi e anche su quale tipo di locale spenderli. 10.000 euro a fondo perduto per allestimenti e avviamento aziendale per un bando comunale che viene costantemente rinnovato. E se il mercato commerciale è attivissimo in centro, questi dati danno una chiara indicazione per le periferie. Non essere troppo esosi e venirsi incontro e superare questo periodo, diciamo, sicuramente non facilissimo per l'economia in generale. Allora torniamo alla cronaca e torniamo a Vicenza. Allarme questa mattina all'interno del parcheggio Cattaneo di Vicenza. Alcuni residenti hanno scoperto il corpo senza vita di un uomo disteso a terra in un'area di cantiere dove sono in corso i lavori di ampliamento del park. Sul posto le pattuglie della polizia, intervenute anche con gli esperti della scientifica in supporto alla polizia locale. Sono ancora da chiarire le cause del decesso, ma stando alle prime informazioni potrebbe trattarsi di un malore. Sono ancora in corso approfondimenti. Si tratta di un italiano di 46 anni, nato peraltro il 18 di febbraio, quindi oggi sarebbe stato proprio era il suo compleanno, la cui generalità però adesso non sono ancora state fornite. Dunque un uomo di 46 anni trovato morto vicino a un parcheggio, probabilmente un malore, indagini in corso, era il suo compleanno. Ancora la cronaca, torniamo nel Trevigiano, ma come sappiamo è un'inchiesta che riguarda tutta Italia, la truffa delle criptovalute. Ci sono delle novità, vengono contestati anche i reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ai soci della trevigiana NFT. Lo ha reso noto l'avvocato Matteo Moschini, che rappresenta i clienti investitori che vedremo fra poco nel servizio. Sono state individuate, riferisce il legale, alcune decine di agenti, subagenti o segnalatori, tutti retribuiti direttamente o indirettamente dalla NFT. Intanto ieri, l'abbiamo raccontato e lo vedremo tra pochissimo, i primi sequestri della Guardia di Finanza, 2 milioni di euro che riguardano proprio i mediatori, gli agenti che facevano un po' da tramite tra la NFT e i clienti, ed è emerso, sta emergendo come venivano utilizzati i soldi dei clienti, non certo per gli investimenti in Bitcoin. Porsche, Mercedes, Audi, vitini pregiati, immobili, pacchi di soldi nascosti in casa. Ecco dove finiva buona parte degli investimenti dei clienti, mentre le vittime fiduciose aspettavano invano di veder realizzate le promesse.
Il nuovo capitolo dell'inchiesta sulle criptovalute e la società NFT, la maxi truffa da 260 milioni di euro, ha visto in campo la Guardia di Finanza di Treviso, che ha sequestrato beni mobili e immobili per 2 milioni di euro. Prima tranche di sequestri che non riguarda i due principali responsabili, Christian Visentin ed Emanuele Giullini, ancora a Dubai per rispondere delle accuse anche nell'Emirato, ma altri 5 indagati che hanno investito ruoli di direzione operativa nell'ambito della società o che hanno svolto attività di mediazione tra la NFT e la clientela. Un'associazione a delinquere, secondo la Procura di Treviso, che indaga anche in tal senso, soddisfatti per questi primi sequestri illegali dei clienti truffati. Siamo certi che ne seguiranno di ulteriori, perché le persone che a vario titolo sono responsabili dei danni subiti dagli investitori sono davvero molte. Il blitz delle Fiamme Gialle ha portato alla scoperta di ingenti somme di denaro nelle case dei responsabili e portato alla luce i loro veri investimenti. Uno degli indagati ha distratto 800.000 euro per acquistare 10 auto di lusso, tra cui una Audi Q8, una Mercedes GLE e una Porsche Cabriolet. Un altro indagato, a capo di un'azienda vitivinicola, ha usato fondi provenienti dalla società per acquistare immobili e terreni da adibire alla coltivazione di vitigni pregiati. In questo caso il sequestro ha colpito non solo i beni immobili, un valore di oltre 230.000 euro, ma anche disponibilità finanziarie per quasi 600.000 euro, che dovevano essere a breve utilizzate per perfezionare ulteriori compravendite immobiliari. Non è finita. Lo scorso mese sono stati sequestrati 8 orologi di lusso da 350.000 euro che uno dei principali indagati aveva acquistato con il denaro degli investitori e che stava tentando di rimpatriare dalla Svizzera per rivenderli senza però riuscirci, essendo stato fermato dai finanzieri a Ponte Chiasso. Tutte queste persone hanno commesso dei gravi reati e dovranno risarcire fino all'ultimo centesimo gli investitori. Questo gli investitori lo hanno capito e in maniera diligente ci stanno trasmettendo importanti informazioni che noi a nostra volta veicoliamo all'autorità giudiziaria. Per essere risarciti però è fondamentale procedere in tempi brevissimi al deposito dell'atto di denuncia querela. Chi non querela infatti con la recente riforma Cartabia non ha alcuna chance di essere risarcito. Ancora la cronaca, torniamo a parlare di Angelo Zen, è attesa in queste ore anche alcune novità per il rientro della salma del 60enne originario di Romano d'Ezzelino, residente a Martellago, il cui corpo è stato trovato tra le macerie del terribile terremoto in Turchia. Resta ovviamente il cordoglio della comunità. Ieri siamo stati proprio a Romano a parlare con chi lo conosceva tra i suoi vicini, insomma la comunità di Romano d'Ezzelino. Siamo venuti qui a Fellette, una frazione di Romano d'Ezzelino in via Marse, perché nella casa che vedete qui alle mie spalle vive parte della famiglia di Angelo Zen. Vive la mamma Luigia, il fratello, vive il figlio e l'ex moglie, famiglia che si è raccolta in un drammatico silenzio. Un silenzio che racconta il dolore di una famiglia e dell'intera comunità. Lei è un vicino di casa, cosa vuole dire alla famiglia? No, dispiace, faccio le mie condoglianze, ma purtroppo c'erano le speranze di trovarlo vivo, però purtroppo ieri sera ho visto che sì, purtroppo ci sono da fare. Ci dispiace tanto, ci dispiace tantissimo. Condoglianze alla famiglia. Sono molto dispiaciuta per lui e per tutte le altre vittime che ci sono state in questo terremoto tremendo, veramente. Io ho perso una figlia e mio marito in 3 anni, so qualcosa e praticamente mi dispiace, faccio le mie più sentite condoglianze. Siamo molto vicini e quando perdi un caro hai una ferita dentro che devi, però la vita continua. È una preghiera, la diciamo volentieri, per lui e per la famiglia. Davanti a queste disgrazie ci siano poche parole, solo vicinanza da parte di tutti noi alla famiglia. Vi ricordo, restando sulla cronaca, l'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 11 questa mattina in via Cagamba a Jesolo. Un 39enne del posto alla guida di un Opel Corsa ha perso il controllo della vettura andando a sbattere contro uno degli alberi che costeggiano la strada. Purtroppo per lui nulla da fare e non sono ancora state rese note le generalità del 39enne, l'ennesima vittima della strada in Veneto. C'è un altro fronte invece, lasciando la cronaca di polemiche, non solo il superbonus. A lungo i gestori di carburante hanno lottato contro il governo, c'è stato anche quel sciopero poi rientrato in parte dimezzato, ma le tensioni restano alte
la questione non è riguardante soltanto lo stop del Parlamento europeo a benzina autodiesel dal 2035, insomma, che ha sollevato invece le categorie ovviamente dell'automotive, ma resta in piedi invece la polemica sul cartello medio del prezzo nelle stazioni di servizio. Le associazioni sono ancora sul piede di guerra. Noi gestori, visto che siamo presi in mezzo a tutti, abbiamo deciso di prendere l'iniziativa di chiedere al governo, mediante raccolta di firme online o anche proprio direttamente sugli impianti, in modo che venga istituito l'osservaprezzi beni di prima necessità, dove tutti i beni di prima necessità i negozi metteranno i prezzi e che sui negozi espongono il prezzo medio del latte, del pane, tutto quello che serve, della pasta, ma che il cliente quando entra sa qual è il prezzo medio e sa se quel commerciante è bravo o meno. Parte con una provocazione la protesta dei gestori dei distributori di carburanti che non accettano la decisione con cui il decreto carburanti licenziato dal governo Meloni prevede l'obbligo per i distributori di esporre cartelli con i prezzi medi, pena sanzioni salate. Una invenzione che qualcuno nel governo ha fatto per i quali pensano che mettendo il cartello del prezzo medio presso ogni distributore praticamente si va a calmierare la speculazione, che non c'è, perché comunque i prezzi a gennaio sono aumentati esclusivamente per l'aumento delle accise, quindi una baraonda per nulla. I gestori proponevano soluzioni diverse, ma non sono stati ascoltati. Sembrava che il governo accettasse di fare questa retromarcia, invece nel cartello mettere un QR code, che è una cosa molto semplice, ma per motivi interni alla maggioranza sono arrivati a mettere la fiducia sul cartello. La fiducia è stata posta dal ministro dei rapporti con il Parlamento Luca Ciriani. La votazione si terrà lunedì 20 febbraio, ma i gestori promettono battaglia. Su una banalità del genere no. Oltretutto noi, ma non solo noi, appena la legge sarà efficace ci rivolgeremo all'antitrust italiano e comunitario, perché quel cartello è anticoncorrenziale. A proposito di cartelli, di scritte, c'è il dibattito sull'etichetta sul bere consapevolmente, l'idea lanciata dal produttore vinicolo trevigiano Sandro Bottega con la scritta non bere più di 2 bicchieri al giorno. È una ipotesi, è un'idea, anzi è meglio un progetto, visto che l'etichetta esiste ed è già in commercio, che però non piace a molti dei produttori e anche dei ristoratori. La considero anche un'immagine più che altro per l'azienda. Un'ottima operazione commerciale, e questo è il commento prevalente nel mondo del vino all'iniziativa di Sandro Bottega dei 2 bicchieri al giorno come dose consigliata. Un'operazione commerciale che però non fa bene al settore proprio per il concetto di dose massima che di fatto strizza l'occhio all'Europa e le etichette che equiparano il vino alle sigarette. A dire ne bevi 2 bicchieri perché altrimenti fa male, è come dire effettivamente il vino fa male, però non è così. Nella mia dieta mediterranea c'è sempre stato il vino, non c'è mai stato 1, 2, 3 bicchieri, è sempre il bere consapevole, moderatamente. Poi persone di una certa stazza ne possono bere 3, 4 bicchieri, ma gente un po' più mingerlina, un paio di bicchieri vanno bene, ma non dire 1, 2, 3, ecco, questo no. E se l'obiettivo era quello di responsabilizzare soprattutto i giovani, il messaggio a Sandro Bottega è chiaro: non bisogna confondere il vino con i superalcolici. Sappiamo che l'alcol non fa bene, soprattutto per i giovani, dico che tante volte si identifica l'alcol sempre con il vino, invece secondo me i giovani bevono tantissimi superalcolici, il vino fa bene, soprattutto se rosso, perché contiene antiossidanti, polifenoli che fanno bene, prevengono infarti e quindi è quasi curativo. Berne 2 bicchieri al giorno, 3 bicchieri al giorno, questo non ha importanza, è un bere consapevole e moderato, possono essere utili anche 4 bicchieri al giorno di vino. Tesi confermata anche dal mondo della ristorazione. Non so se 2 bicchieri al giorno siano la dose giusta, però è bello sensibilizzare la gente su questo. E se fosse stata veramente un'operazione di sensibilizzazione, conclude il mondo del vino, sull'etichetta Bottega avrebbe dovuto consigliare ben altro. Il vino non si beve perché hai voglia di bere per dissetarti, lo bevi per degustare. Questo è il vino, lo bevi mangiando, apprezzandolo e abbinandolo a un cibo che comunque si abbina a quella tipologia di vino. Questo è il vino va bevuto apprezzandolo. Bevi consapevoli, cerca di bere dei vini, soprattutto io sono un fautore del vino rosso, bevi autoctono, bevi raboso che contiene tantissimo resveratrolo e fa bene, previene gli infarti.
Adesso torniamo nel Vicentino, la questione della vendita dell'aeroporto di Thiene. Dopo la bocciatura dell'emendamento di salvataggio del Senato interviene il sindaco di Thiene, Gianantonio Michelusi. Mi dispiace quindi rilevare un atteggiamento di attaccamento al partito e alla bandiera che è più forte di quello del bene comune. Comunque non ci arrendiamo. Il sindaco Michelusi non ci sta per quello che sembra essere il destino dell'aeroporto di Thiene, che nonostante i numerosi investimenti e sforzi compiuti dalla comunità negli scorsi anni dovrà essere venduto dopo la bocciatura ieri in Senato dell'emendamento di proroga della legge Madia, che impone la dismissione delle partecipazioni pubbliche che non arrivano al milione di euro di fatturato. Dichiaro chiusa la votazione, il Senato non approva. Non è bastato l'appello agli altri senatori veneti della Vicentina Sbrollini, che aveva cercato di evidenziare le peculiarità dello scalo tienese. È un gioiello nazionale che l'aeroporto Ferrarin del comune di Thiene, che è uno dei gioielli nazionali che potrebbero finire per essere svenduti a privati insieme ad altre decine e decine di società partecipate pubbliche che appunto, insisto, fanno utile, fanno fatturato. Prima del voto ha voluto però rispondere la baldagnese Erika Stefani. La tematica che riguarda probabilmente l'aeroporto Ferrarin dovrebbe essere valutata in una sede probabilmente diversa, che non andare ad intervenire su un'intera normativa su tutte le partecipate di tutto lo Stato italiano per questo motivo. Parole che ispirano ottimismo al sindaco Giampi, prima che il comune sia costretto ad iniziare l'iter della procedura di cessione entro la fine dell'anno. Insieme ad altri sindaci del territorio che si trovano nella medesima situazione tienese faremo sentire la nostra voce a quanti, e mi riferisco ai parlamentari e a chi opera nelle stanze del potere, saranno disponibili a lavorare per quello che è il bene delle nostre comunità locali, un bene che non ha nessun colore politico. Adesso c'è un aggiornamento di cronaca prima di tornare in pubblicità, perché abbiamo visto il caso della donna sfregiata con l'acido a 2 passi da casa nella bassa padovana a est. Bene, la caccia all'uomo che ha sfigurato la 52enne è finita, i carabinieri sono riusciti a individuare l'aggressore, ora spetterà alla procura decidere quale sarà la misura cautelare da applicare. Lo abbiamo ricordato, era 16 febbraio, giovedì, la donna di 52 anni era uscita di casa intorno alle 23:30. Lui la stava aspettando, l'ha vista uscire dopo pochi passi, le ha gettato addosso l'acido. Le urla della donna hanno squarciato la notte, i residenti sono usciti spaventati dalle case per soccorrerla. L'uomo è scappato, l'aveva raccontato Federico Fusetti nel servizio, e l'uomo si era dileguato nel buio, ma la fuga è finita. I militari sono riusciti a trovarlo, vi daremo poi più dettagli questa sera sull'identità dell'uomo che è stato bloccato dai carabinieri. Pochi istanti di pubblicità e poi di nuovo in diretta. Da sogno a realtà. Per la tutela dell'oasi di Noale si sono dati da fare in molti fin dagli anni 90. Finalmente gli interventi portati a termine dal consorzio di bonifica in 2 stralci ora sono realtà. Il primo ultimato ancora nel 2007 per un valore di 2 milioni di euro, il secondo terminato nel 2022 per un importo di 2 milioni e 300 mila euro. Fondi regionali stanziati per l'abbattimento dei nutrienti come azoto e fosforo che vengono sversati dal bacino scolante in laguna. La rinascita parla di 43 ettari che si trovano lungo il basso corso del Rio Draganziolo, a pochi passi dal centro storico di Noale, e nel passato utilizzati come cava di argilla. Un territorio che condivide un'opera vuol dire che l'ha maturata nella sua mente e questo dà sicuramente valore aggiunto e la possibilità che questo possa essere replicato in futuro in altri ambienti. Un'operazione che comprende un bacino di fitodepurazione che con piante e microrganismi assimila azoto e fosforo presenti nelle acque e un invaso da 320.000 metri cubi che riduce in modo sensibile il rischio idraulico del territorio circostante. Ma non solo. Per Noale è un'area importantissima perché è un'area
bella da visitare dal punto di vista naturalistico, è bella dal punto di vista paesaggistico. Ecco, io invito anche i miei concittadini e non solo a venirla a vedere in momenti diversi, con la luce diversa, che cos'è l'oasi di Noale. Allora, l'ecologia, il rapporto uomo-natura, la flora e la fauna, c'è questo tema per la Winter School. Siamo a Treviso, al Parco dello Storga. È un momento con i giovani che si svolgerà tra domani e il 22 febbraio. Perché non è solo una questione ecologica, ambientale, è appropriarsi dell'ambiente, prendersi cura, vuol dire anche lavorare sul tessuto sociale, lavorare a livello preventivo, lavorare a livello con i genitori, ecco, con tutte, diciamo, le istituzioni. In questo la provincia di Treviso è molto presente. Quindi da questo punto di vista il bullismo si vince prima di tutto con la prevenzione. Parlare di natura ed ecologia significa soprattutto prendersi cura dell'uomo. Parte da questa riflessione Nicola Giacopini, direttore dell'Istituto Universitario Salesiano di Venezia, per presentare la Winter School che dal 19 al 22 febbraio si terrà al Parco dello Storga in collaborazione con la provincia di Treviso. 4 giorni per 4 moduli rivolti a studenti universitari e delle scuole superiori. Ci saranno 4 mattinate rivolte alla formazione, all'educazione civica e ambientale, in particolare sugli assi propri della Laudato Si, quindi l'aspetto della valorizzazione del territorio, il rapporto con sé, il rapporto con gli altri, il rapporto con l'ambiente e l'apertura alla trascendenza, perché prima di tutto ci vuole anche formazione e dialogo compartecipato tra docenti e studenti. Sul progetto, mobilitate diverse sigle del volontariato sociale e ambientale, la cooperativa Comunica, il gruppo Grotte Treviso e la Venta, associazione dedicata alle esplorazioni geografiche. Visiteranno delle grotte, il contesto dello Storga, dove prenderanno consapevolezza della flora e della fauna del nostro parco, con il filone di sensibilizzare appunto le giovani generazioni al rispetto ambientale. Torniamo a Venezia, torniamo a parlare del carnevale. Abbiamo visto con il nostro Filippo Fois le condizioni difficili oggi a Venezia, con i canali in secca, la bassa marea, è proprio nei giorni clou, perché è l'ultimo weekend di carnevale. Allora, prima di collegarci con il nostro Lorenzo Maier per tutti gli eventi di questo ultimo weekend, prima del martedì grasso, vediamo come ci si prepara a livello di sicurezza per gestire il weekend non proprio semplice dal punto di vista dell'ordine pubblico. Centrale operativa da pattuglia Rialto. Si segnalano 2 borseggiatori ai piedi del ponte di Rialto, lato San Bartolomeo. Sarebbero un uomo e una donna. Sarà più intenso del solito il lavoro della polizia locale in quest'ultimo fine settimana di carnevale. La centrale operativa monitorerà la situazione con le 600 telecamere distribuite nel territorio e 380 agenti dedicati al controllo delle varie manifestazioni in città e terraferma, ma anche alla vigilanza ordinaria. Nella sala operativa della polizia locale ci saranno 7 operatori per ogni turno, per un totale di circa 25 addetti. Gli operatori che saranno presenti qui in centrale, grazie agli occhi elettronici, sono circa 600, avranno immediatamente la contezza di ciò che succede nelle zone della città, sia per quanto riguarda i grandi nodi cittadini e quindi pedonali, ma anche di traffico, sia per quanto riguarda poi le zone più diffuse e meno frequentate. Presso la sala operativa interforze saranno presenti dai 4 ai 6 operatori per ogni turno. Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e Protezione Civile. Nel 2022 sono state oltre 45.000 le richieste di intervento alla sala operativa, 17.000 da Venezia, 28.000 dalla terraferma. A gennaio sono state invece 1.038 da Venezia, 2.275 in terraferma. Allora, abbiamo visto la bassa marea e i canali in secca, abbiamo visto il dispositivo di sicurezza per questo carnevale. Il nostro Lorenzo Maier, buongiorno Lorenzo, in diretta ci racconta un po' quali sono gli eventi di questo weekend fino a martedì grasso. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Nicola e ai nostri telespettatori. Sì,
entriamo nei 4 giorni clou del carnevale fino a martedì. Ovviamente il weekend, anche se il tempo non è bellissimo, favorisce l'arrivo di turisti, possiamo dire, da tutto il mondo, e già questa è una prima notizia, nel senso che Venezia nel periodo di carnevale è tornata veramente ad essere una meta privilegiata, lo vediamo anche dai volieri, dai hotel, e oggi in centro storico a Venezia e anche sulla terraferma e su tutta la città metropolitana ci sono gli eventi diffusi. Questo è stato battezzato fin dall'inizio un carnevale diffuso, perché per evitare grossi assembramenti si è fatta la scelta di fare tanti eventi in più zone della città rivolte a vari tipi di pubblico. Ricordiamo per esempio oggi, già da questa mattina, gli spettacoli diffusi nei campi per i bambini, ma anche per gli adulti, il Carnevale della Cultura con i palazzi storici e i musei aperti. Ricordiamo ieri i carri allegorici che sono stati a Lido di Venezia, e questo pomeriggio li seguiremo, ovviamente anche saranno a Marghera per la prima volta. Il ritorno dei carri allegorici un po' assegnato in maniera concreta, ecco, la fine della pandemia, perché c'erano migliaia di persone ieri a Lido e molte migliaia sono attese anche nel pomeriggio a Marghera. Poi domani ci saranno i carri ancora protagonisti a Campalto e a Burano, per cui, per dare uno spaccato un po' a tutta la città che vive del carnevale, che vive nel carnevale, che va alla ricerca del proprio segno originale, perché questo è lo slogan, il titolo che il direttore artistico Massimo Checchetto ha dato. Continuano le feste nei palazzi e questa sera c'è, possiamo dirlo, l'evento clou per quanto riguarda la mondanità del carnevale, il ballo del Doge. Pensate che da una settimana gli addetti sono al lavoro con scenografie imponenti, importanti, si narra di una spesa addirittura di 500.000 euro solo per le scenografie che accoglieranno gli ospiti questa sera alla Misericordia. Ne sono attesi quasi 600, una serata di carnevale che poi vedrà ospite la Divina, la nostra Federica Pellegrini, che poche ore fa su Instagram, sui suoi social, ha confermato e dato ufficialità a quello che già si vociferava da qualche ora, cioè che sarà ospite del ballo del Doge insieme al marito Matteo Giunta, e insieme a veramente un parterre di VIP che ancora è tenuto top secret, ma una festa davvero per tutta la notte di carnevale. E non c'è solo la mondanità nel carnevale, ci sono poi eventi per tutti, molti dei quali sono anche gratuiti, proprio per favorire nei patronati, nei campi, nei campielli la presenza dei bambini, ma anche per dare una possibilità agli adulti, per esempio il concorso della maschera più bella che è in corso e ogni giorno premia la maschera più originale del carnevale, e sarà così fino a martedì. Lunedì sera avremo anche l'annuncio di quella che sarà la Maria del Carnevale 2023, questa ambasciatrice della venezianità, e c'è la sorpresa quest'anno, mancava da tempo, della madrina del Carnevale, Melania Dalla Costa, questa attrice, produttrice, sceneggiatrice italo-francese che è anche molto ben radicata nel nostro Veneto perché ha origini vicentine. Quindi davvero tantissimi eventi un po' per tutti i gusti. Ecco Lorenzo, tu che hai seguito da vicino come sempre il carnevale, si può già trarre, ovviamente adesso i giorni clou sono questi, ma si può già trarre un primo bilancio del ritorno del carnevale in grande stile? Peraltro l'abbiamo ricordato anche prima della diretta, il 21 febbraio, giorno di martedì grasso, quasi simbolicamente cadono i 3 anni dal primo caso di Covid in Veneto, l'inizio di questo incubo che portò tra le prime per i primi atti del governatore Zaia quello di cancellare il carnevale. Ecco, che bilancio si può trarre di questo ritorno in grande stile? Cioè la pandemia, questa assenza di 3 anni ha insegnato qualcosa? Ha trasformato l'idea del carnevale?
Beh, in parte sì, nel senso che è un carnevale comunque vissuto da tutti con grande senso di responsabilità, e la presenza, come giustamente veniva prima ricordato, di forze dell'ordine e anche dal punto di vista sanitario c'è comunque un'imponente macchina organizzativa che dietro le quinte fa sì, oltre ovviamente alla regia di Vela per il Comune di Venezia, che tutto si possa svolgere in sicurezza. E devo dire che mancano ancora alcuni giorni, ma per adesso, toccando ferro, non sono state, è andato tutto molto bene, non sono state segnalate situazioni gravi, per cui tutto si sta svolgendo nella massima sicurezza, tranquillità, ma anche responsabilità, perché per esempio l'abbiamo visto, anche se non c'è più l'obbligo di mascherina nei mezzi di trasporto, piuttosto che magari negli eventi più affollati, c'è comunque chi preferisce indossarla, c'è un grande senso di voler vivere il carnevale, ma anche diciamo senza strafare, godendo appieno della festa. Probabilmente questi 2 anni di pandemia hanno anche così questa assenza di grandi eventi o questo programma ridotto ha portato anche a voler così godere della festa a pieno regime, quindi di approfittare di quelle che sono delle occasioni del carnevale con serenità e anche con il gusto di esserci. Poi ricordiamo anche che il carnevale martedì lancia un po' il periodo di vera ripartenza per la città, perché proprio martedì, per esempio, tra le varie cose, ci sono sempre le mostre aperte, i musei eccetera, ma proprio martedì non è stata una data scelta a caso. La Biennale annuncerà l'intero programma della Biennale di Architettura, che poi da maggio porterà tantissima gente a aprire la stagione, per cui diciamo che da questo carnevale parte probabilmente il periodo clou, il momento clou della stagione 2023. Ci saranno tantissimi eventi, appunto la Biennale, il Salone Nautico e poi i concerti che ritornano in Piazza San Marco di Laura Pausini e della Fenice, quindi gli eventi ci sono. Da quanto abbiamo appreso dagli operatori, per esempio dagli albergatori, ma da tutti gli operatori turistici, c'è comunque grande soddisfazione e devo dire, almeno per adesso, è anche segnalato un grande rispetto alla parte storica della città. Ecco, i suoi gioielli sono preservati, sono tutelati a partire dalla Basilica, e anche su questo fronte è stato fatto uno sforzo importante da parte di associazioni di volontari che sono lì a spiegare, a dare indicazioni ai turisti e anche a controllare che tutto si svolga per il meglio. Ecco. Benissimo, grazie Lorenzo. Peraltro a conferma di quello che dicevi tu, lo faccio vedere dal sito del Gazzettino, era un pezzo del Gazzettino di qualche giorno fa, era il 22 gennaio, quasi un mese fa, con la divina Federica Pellegrini che già provava il costume per il ballo del Doge, e tu ci hai dato la conferma insomma che poi ci sarà questa sera a Venezia come l'evento clou della giornata di oggi. Grazie a Lorenzo Maier, grazie e buon lavoro. A voi. Grazie. Restiamo però con Lorenzo per parlare di una mattinata vissuta insieme per riflettere e pregare. I bambini delle parrocchie del Lido di Venezia, pregare perché in tutto il mondo si costruisca la pace. Poi il corteo Acque delle Remiere con i rappresentanti di tutti i popoli del mondo. Sono stati i bambini a portare un forte messaggio di pace e la richiesta che cessi al più presto la guerra in Ucraina. E siccome la pace si può costruire solo insieme, con l'impegno di ognuno, la collaborazione pastorale delle 6 parrocchie del Lido di Venezia non ha voluto perdere l'importante occasione di ritrovarsi per ribadire l'impegno a cercare sempre di creare l'unione proprio alla vigilia del drammatico primo anniversario, il 24 febbraio, dell'inizio del conflitto in Ucraina. Ci siamo ritrovati quest'anno nella chiesa di Sant'Antonio, finalmente, per chiedere ancora una volta una preghiera di pace. È una coincidenza in qualche modo che arriva in un momento molto difficile, che è quello della guerra in Ucraina, a quasi un anno dallo scoppio della guerra, il 24 febbraio dell'anno scorso. Per questo motivo abbiamo pensato che l'iniziativa, dopo la messa celebrata insieme qui in chiesa di Sant'Antonio, potesse concludere con un gesto simbolico per la nostra isola. Non più il lancio dei palloncini come facevamo, ma l'arrivo in barca
Il corteo acqueo è stato molto suggestivo e simbolico anche della storia di Venezia come una città che accoglie. Grazie agli amici delle Remiere, in arrivo in barca degli amici profughi che abbiamo ospitato in quest'anno, amici che tuttora frequentano i nostri corsi di italiano, i nostri servizi della Caritas e di cui siamo diventati amici. Sono arrivati con le loro bandiere nazionali, abbiamo celebrato insieme proprio la voglia di stare qui, ma anche simbolicamente il segno di Venezia che accoglie coloro che arrivano dal mare, che li ritiene amici, e quindi come comunità cristiana è stato molto bello, anche perché appunto è stato un segno verso una situazione che oggi ancora ci ferisce, che è la guerra, e per cui continuiamo a pregare. A proposito di preghiera e di fede, domani a Padova, nella Basilica del Santo, attesi migliaia di pellegrini per la festa della lingua. È la celebrazione più importante dopo quella del 13 giugno. Durante la processione la reliquia del mento di Sant'Antonio sarà portata a spalla dalle confraternite. Allora, con il nostro Federico Fusetti ci colleghiamo insieme a Federico Cibotto, sono nel chiostro del convento della Basilica e ci danno gli ultimi dettagli di questo importante evento domani a Padova. Federico, a te. Buongiorno, siamo nel chiostro della Basilica del Santo in compagnia di Padre Antonio Ramina, il rettore della Basilica, perché domenica è una giornata molto importante. C'è questa festa della traslazione delle reliquie, insomma, conosciuta come festa della lingua del Santo, però forse non tutti sanno che è la festa più importante dopo il 13 giugno. Sì, una festa che ricorda un momento molto particolare, quando in occasione dell'apertura del sepolcro di Sant'Antonio, circa 30 anni dopo la sua morte, con il generale dell'ordine presente, San Bonaventura, fu scoperto che la lingua del santo era incorrotta, un segno prodigioso che ci ricorda come Sant'Antonio abbia utilizzato sempre la sua capacità di parlare, di dire, benedicendo gli altri, annunciando il Vangelo, denunciando le tante forme di ingiustizie. E come si svolgerà questa festa? Ci saranno in particolare 2 celebrazioni solenni, una al mattino alle 11, presieduta dal delegato pontificio, Monsignor Fabio Dalcin, e un'altra celebrazione alle 18, a cui seguirà la processione con l'importante reliquia del mento. Ecco, questa seconda celebrazione è presieduta dal nostro ministro provinciale, padre Roberto Brandinelli, e a conclusione della processione all'interno della Basilica avremo modo di pregare insieme, di affidarci tutti insieme all'intercessione del Santo. Una festa che torna, perché in realtà insomma era stata interrotta per la pandemia, tra l'altro, e quindi il messaggio che diamo ai fedeli è che possono partecipare tutti, ovviamente. Sì, aperta a tutti, chiaramente, rispetto agli altri anni, gli ultimissimi anni appunto in cui eravamo costretti alla limitazione, abbiamo ripreso la tradizione, direi secolare, di camminare all'interno della Basilica con questa reliquia importante del Santo. Piccola anticipazione sul 13 giugno, sarà una festa insomma diversa dal solito, qualche cosa che possiamo già dire? Già l'anno scorso avevamo avuto modo di recuperare molte possibilità prima del Covid, credo che quest'anno senz'altro possiamo continuare su questa linea e quindi attendiamo numerosissimi fedeli da tutto il mondo, come da sempre. Grazie a Padre Antonio Ramina, grazie mille, buona preparazione allora per la festa, e io restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti, grazie a Federico Cibotto e anche a Padre Ramina. La fede, la preghiera, il dono. Avis Provinciale di Treviso scommette sui donatori under 25, sui giovani, con una nuova campagna di comunicazione social e una fotografia, quella dei giovani donatori, che vede in testa le donne. La sfida dei giovani donatori trevigiani la vincono le donne. 1964 le ragazze tra i 18 e i 25 anni che nel 2022 hanno donato il sangue. Una manciata in meno invece i ragazzi, che si fermano a 1847. Numeri alla mano, un dato questo che racconta un'inversione di marcia che parte dal basso. Nella fotografia generale trevigiana, infatti, gli uomini donatori sono 19.000 contro poco più di 10.000 donne. Questi primi mesi dell'anno ci stanno dando soddisfazione. Abbiamo visto un incremento delle donazioni un po' generalizzato, diciamo, quindi non abbiamo distinto tra giovani donatori e donatori abitué,
però nelle nostre sale di donazione le vediamo spesso frequentate da giovani tra i 18 e i 25. Ed è proprio sui giovani della Marca che scommette Avis Provinciale Treviso, al via una campagna di comunicazione social su misura. 3 i messaggi che circoleranno su Instagram e TikTok per aumentare la conoscenza dell'associazione e incoraggiare i giovani a donare il sangue. Questo è un modo un po' ironico di sottolineare alcuni aspetti, come il fatto che uno per essere donatore non deve essere astemio, o piuttosto che essendo donatore c'è il vantaggio di avere gli esami gratis e essere sempre sotto controllo. E quindi, come si è detto nell'ultimo video, non serve essere supereroi, basta essere persone normali e dotati di una certa sensibilità e anche altruismo. Sacche di sangue dei donatori che rappresentano un vero e proprio farmaco salvavita. Il sangue è fondamentale, è di solito un farmaco salvavita che è pronto disponibile, però quando manca si sente, nel senso che non si può salvare la vita. Educazione alla donazione, un lavoro di sinergia che parte dal territorio. Un lavoro di squadra è utilissimo soprattutto perché si mette prima in previsione la loro prevenzione e quindi si fa prevenzione a loro, ma poi si educa anche a quello che significa essere un volontario e uno che si mette a disposizione della popolazione, soprattutto dando una cultura del dono. Adesso facciamo il punto sulle previsioni del tempo, quindi vediamo il meteo, giorni di nebbia questi per i nostri territori, fitta nebbia, poi una brevissima pausa pubblicitaria e apriamo la pagina politica con i nostri ospiti, torneremo a parlare di superbonus, di autonomia, di liste, di candidati, di amministrative. A fra pochissimo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Continua la presenza costante dell'anticiclone anche in questo weekend. Clima mite, ma la stabilità favorisce l'accumulo di smog e peggiora la siccità. Sul Veneto la grafica di sabato 18 febbraio ci mostra un cielo grigio e nebbioso. Non sarà così soltanto la mattina, ma un po' per tutto l'arco della giornata, specie in pianura e nei fondovalle. Attenzione a foschie anche fitte. Temperature stazionarie o in locale aumento, minime tra 3 e 6 gradi, massime invece tra gli 8 e i 12 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo coperto con foschie e nebbie, specie nelle ore più fredde. Non si escludono locali pioviggine, specie verso est, schiarite e soleggiate invece sulle Alpi e in quota. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà decisamente più soleggiato, con nuvolosità alta e locale presenza di foschie, ma nelle ore più fredde. Temperature minime intorno a 1-3 gradi, massime sui 13-15 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Stiamo uccidendo coloro che hanno creato ricchezza, che hanno creato PIL, che producono e producevano in maniera onesta. Giorgetti però capisco che sia un fedele soldatino di Draghi e che abbia ordinato Draghi e che Giorgetti stia ubbidendo e che quindi il boia stia decapitando le nostre imprese sul nostro territorio. E non sta decapitando solo le nostre imprese, ma sta decapitando un'economia nazionale che era importante. Un attacco frontale, diretto, quello del numero 1 dell'ANCE regionale Paolo Ghiotti al governo, dopo il via libera in Consiglio dei Ministri del decreto legge sul superbonus 110%, che di fatto blocca lo sconto in fatture e la cessione dei crediti sui bonus fiscali, inserendo il divieto di acquisto per gli enti locali dei crediti già in circolazione. Il ministro Giorgetti in conferenza stampa aveva illustrato il provvedimento parlando di una misura necessaria per bloccare gli effetti di una politica scellerata. Io credo che scellerata non sia la politica del 110, ma scellerata
sia la scelta che è stata presa, anche perché penso che non conoscano quali sono le conseguenze di questa manovra. Nella nostra regione il provvedimento interessa oltre 6 miliardi di investimenti, 5.000 imprese in difficoltà, 500 milioni di euro bloccati, 9.000 posti di lavoro a rischio. Viene da piangere pensando a quelle che saranno le conseguenze. Continuo a ricevere telefonate di colleghi disperati che mi chiedono cosa possono fare. Aggiunge Ghiotti che non c'è il malumore di un intero settore pronto ad azioni forti. Una mobilitazione di piazza che potrebbe partire proprio dal Veneto, seconda regione in Italia per interventi realizzati proprio grazie al superbonus. Siamo con l'acqua alla gola, cosa possiamo fare? Io non dico di andare avanti al governo con le ruspe, certo è che questa moria creerà veramente una grossa difficoltà. Ci faremo sentire, ma penso che a questo punto le sole parole non bastino, perché ne abbiamo fatte tante e tante sono state le promesse. Allora, uno dei grattacapi del governo è questo. Adesso siamo tornati in diretta, l'avevamo raccontato già ieri, le parole durissime di ANCE Veneto, insomma l'avete sentito, anche le parole Giorgetti definito il boia che decapita le aziende, il soldatino di Draghi e le categorie che sono pronte ad azioni anche eclatanti. Ripartiamo da qui, ma non sarà ovviamente solo l'unico dei temi che affronteremo con i nostri ospiti, che sono in studio Antonella Tocchetto, Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno direttore. Roberto Grigoletto, Terzo Polo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. In collegamento Skype, Erika Baldin, Movimento 5 Stelle, buongiorno Erika. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Fratelli d'Italia con Tommaso Razzolini, buongiorno. Voi. Allora partiamo dagli ospiti in studio. È un tema molto forte quello del super bonus, l'attacco frontale. Dall'altra parte poi sentiremo anche Erika Baldin, insomma il governo che dice disastro lasciato dal Movimento 5 Stelle, c'è una mole di denaro, di riscossione di crediti, insomma c'è una mole di miliardi che rischiano di far saltare i conti dello Stato. Come se ne esce fuori e come inquadrate questo problema? Grigoletto. È un problema che il governo ovviamente si è trovato ad affrontare con la lievitazione dei debiti, però voglio sgombrare subito il campo da ogni equivoco. Io sono favorevole a questa decisione del governo e del ministro Giorgetti, nel senso che si è calcolato che sono circa 2.000 euro per ciascun cittadino a sostegno di questa misura. Io comprendo benissimo le situazioni ovviamente di molte imprese che sono impegnate nel 110, comprendo anche la situazione di molti cittadini che hanno intrapreso questo percorso. Nello stesso tempo il governo ha anche assicurato che comunque i debiti incagliati insomma verranno risolti, però io penso che sia stata una misura davvero troppo impegnativa. Non credo che ci sia stata un'adeguata pianificazione e i nodi ovviamente, come sempre in queste cose, vengono al pettine, per cui io credo che da un lato fosse necessaria, dall'altro lato vorrei dire che probabilmente a questo punto è anche equa. Tocchetto. Io invece penso che è veramente una bomba che sta scoppiando. Posso dire come avvocato che da ieri i nostri telefoni in studio stanno saltando, ci sono imprese disperate. È ovvio che questa cosa è stata proprio un fulmine a ciel sereno, perché comunque va preparata in ogni caso. Io ritengo che la proposta era molto interessante. Il problema è che è stata gestita male. Indubbiamente il primo ministro Draghi, a lui non piaceva tanto, è stata un po' imposta e quindi Giorgetti in questo momento qua fa le veci di Draghi, ma quella poteva essere l'opportunità per molte famiglie di mettere a norma gli edifici, perché, cari signori, e lo dico ai telespettatori, ma io sono tra quelli, nel 2030 le nostre case non sono più vendibili se non hanno una classe diversa. E la mia, per esempio, è tra quelle, perché molti di noi abitano in vecchi immobili, il mio è del 1970 e quindi non è adeguato. C'erano due cose che spero che il governo si svegli e faccia.
Abbiamo regalato a chi poteva permetterselo, ho persone che conosco che avevano imponibili di 100.000 euro che hanno fatto il 110 gratuito. Quello era sbagliato, bisognava mettere un tetto di, almeno per quello che riguarda dal punto di vista dell'ISEE, ad esempio, un tetto a chi poteva fare questa, a poter utilizzare il 110. Indubbiamente però un carro che è già partito con impegni bancari da un lato e situazione delle imprese, se oggi, come sembra da ieri, scusate il gioco di parole, si chiude il rubinetto, le imprese vanno a casa. Allora, o trovano un correttivo velocissimo, cioè nell'arco della prossima settimana, quindi anche per quello che riguarda o lo sconto in fattura oppure la vendita così dei crediti, diciamolo e ricordiamolo anche che anche la provincia di Treviso li ha acquistati, Certo. Ha acquistato, noi l'abbiamo votato in consiglio provinciale, abbiamo votato l'acquisto dei crediti, quindi c'è un problema anche per le pubbliche amministrazioni. Allora, da quel punto di vista là, o trovano una soluzione immediata per chi è già partito con i lavori, ha presentato tutta una serie di documentazioni e almeno normiamo questa fase. Poi, chiudo velocemente, per la situazione del 110 che abbiamo capito tutti, io ho perfettamente capito quello che dice il professor Grigoletto sulla questione del debito cada uno che cade sulle famiglie di tutti, ma dobbiamo comunque fare un'azione per migliorare il nostro parco case. Si parla di parco auto, ma noi parlo anche di parco case, per cui ad esempio facciamo uno sconto in fattura al 70% o un bonus che può essere non 110 ma 70-80, perché noi le case comunque, quindi è un doppio gioco che stiamo in questo momento affrontando. Da un lato si sospende il 110, ma dall'altro nel 2030 molti di noi non avranno più una casa vendibile, perché si parla che se non ha una certa classe la casa per decisioni europee non potrà essere oggetto di stipula notarile. È un nodo pesantissimo. Io comunque chiudo dicendo che sono contrarissima a quello che ha deciso il governo Meloni in questi giorni. Erika Baldin, disastro lasciato al Movimento 5 Stelle, dice il governo. Allora, in realtà si tratta di una misura, il superbonus, che ha dato uno slancio all'economia in un momento terribile. Dal 2020 in poi ne abbiamo subite di tutti i colori e credo che i dati confermino insomma la bontà di questa misura. 90.000 addetti in più, un 1% in più del PIL legato al fattore super ecobonus, case che hanno acquisito valore immobiliare, e qui appunto viene in soccorso quello che diceva la collega Tocchetto, ovvero in Europa si sta discutendo dell'obbligo di portare le abitazioni ad almeno una fascia energetica di tipo D. Quindi da lì in poi, dal 2030 al 2033 se ne sta discutendo, abbiamo un problema come Stato italiano, perché le nostre case, 1 su 4, sono sotto la fascia D, quindi anche lì bisognerà prima o poi provvedere con un altro superbonus o un tipo di provvedimento simile. Quindi io credo che Conte su questo sia stato assolutamente lungimirante, ha creato dei benefici all'economia, quindi alle imprese che hanno potuto assumere più persone, più personale e alle famiglie che si sono viste incrementare insomma il valore dell'abitazione, pagare meno di bolletta e anche un beneficio per l'ambiente, perché abbiamo creato meno CO2 nell'atmosfera, e anche questo va detto. Sono concetti che arriveranno con il tempo. Questo è stato un primo provvedimento lungimirante, ripeto, ma credo che in futuro se ne dovranno fare altri di questo tipo se vogliamo che il nostro patrimonio immobiliare possa impattare meno sulla nostra vita. Parliamo di salute pubblica. Detto questo, il nodo dei crediti è sicuramente importante e va sciolto. Anche la Regione del Veneto stava facendo una valutazione attorno alla possibilità di acquisto dei crediti, e questa cesoia imposta dal governo Meloni fa sì che anche il Veneto abbia dei problemi, non solo la provincia anche la provincia di Treviso, come ha detto la collega, anche altre regioni che stavano facendo la stessa cosa, Confartigianato lo stesso. Si stava cercando di porre rimedio a quello che non era in grado di fare il governo. Poi non deve passare il messaggio per cui chi si affida a
norme e leggi dello Stato rimane fregato, perché se passa questo messaggio capite bene che nessuno cittadino sarà più in grado di affidarsi a quello che prevede il nostro Stato. Quindi in questo senso va trovata una soluzione che non può essere quella che è stata trovata dal Consiglio dei Ministri. Tra l'altro ci sono delle differenze anche tra la stessa maggioranza, c'è chi è d'accordo con questa cesoia, chi no, ma io credo che bisognerà trovarne altre soluzioni. Sicuramente mettere in sicurezza le 25.000 imprese che rischierebbero il fallimento dopo questo taglio e a tanti cittadini che si sono affidati e quindi non potendo anticipare le somme hanno deciso per la cessione del credito e non possono rimanere, lo ripeto, fregati dallo Stato. Quindi il governo deve assolutamente intervenire per sbloccare i crediti, non con questa soluzione che è stata trovata ed è appunto un fulmine a ciel sereno che nessuno si aspettava e non ha motivo di esistere, e mettere in sicurezza il Paese che sta aspettando da tanto tempo, e credo che sia arrivato il momento, insomma, che Giorgia Meloni risponda alle esigenze vere dei cittadini, soprattutto quelli che non ce la fanno. Mazzolini. Direi che è una bella patata bollente che ci è stata lasciata dal governo precedente, perché io capisco quando la collega Baldin dice bisogna che lo Stato non si rimangi la parola, se no va a finire che i cittadini poi non credono più nelle istituzioni, però chi gestisce e chi governa lo Stato dovrebbe stare anche attento a fare scelte un po' meno eccessive come quella che è stata fatta, perché lo diceva bene prima Grigoletto, questa manovra ha lasciato un debito nelle casse dello Stato di 105 miliardi di euro, più di 57 miliardi sono sul super bonus del 110, e questo è un problema, e quindi bisogna in qualche modo arginare e cercare di risolvere questa situazione. 2.000 euro a testa per ogni cittadino, anche di debito, anche per chi non ha potuto usufruire appunto questa possibilità, insomma, del super bonus, e quindi c'è stata appunto l'esigenza di intervenire con un decreto legge per cercare un attimo di rimediare, e su questo è stato anche messo un discorso, diciamo, di responsabilità, dove in qualche modo si cerca di incentivare le banche a poter acquistare questi crediti, diciamo, che in questo momento sono in capo anche alle aziende. Ecco, quindi il governo è ben attento e consapevole della problematica. Poi invece per tutti gli interventi in corso e per quelli anche che hanno il diritto abilitativo, la scadenza rimane quella naturale, quindi il 31 dicembre 2024, mentre per il super bonus il 31 dicembre 2025, quindi non è vero che dall'oggi al domani cambia tutto, c'è comunque questa situazione per quelli che sono interventi in corso. Ecco. C'è Forza Italia, diceva prima Baldini, non tutti sono d'accordo, che non è proprio d'accordo con quanto deciso. Comunque la decisione è stata presa, si governa insieme e c'è chi è più favorevole e chi è meno favorevole, ma quando si prende una decisione poi bisogna rigare dritto e portare avanti la scelta del governo. Grigoletto. Credo sì, che sia inevitabile che quando si governa in una maggioranza ci possano essere delle differenziazioni. È chiaro, è una questione fondamentalmente anche di interlocutori e anche di bacino elettorale, di rappresentanza. Mi pare evidente, insomma, che Forza Italia guarda in una certa direzione. Dopo, guardi, sinceramente io non mi stupisco né mi scandalizzo, perché ne ho viste tante insieme ad Antonella Tocchetto anche nella maggioranza del centro-sinistra, insomma, voglio dire che anzi forse erano ancora di più lì le differenziazioni. Quindi certo è che se una decisione è stata presa, mi pare che comunque ieri in Consiglio dei Ministri, almeno da quello che ho letto, tutto il governo ha approvato questo provvedimento, questa decisione, questa proposta del ministro Giorgetti. Ora credo che si giochi come al solito, insomma, si fa il gioco delle parti, come si suol dire, no? Quindi si decide in Consiglio dei Ministri e poi fuori si parla all'elettorato. Insomma, non mi sembra molto serio.
Ma in ogni caso... È già accaduto in questi giorni su Zelensky, poi vabbè, il caso Zelensky, Berlusconi, poi magari ne parliamo. Voleva dire qualcos'altro sul Superbonus? Che mi verrebbe da dire abbiamo un po' un problema, anche se Tommaso Razzolini dice di no, hanno un problema perché anche dopo la soluzione di Berlusconi sta alzando molto la testa, per cui secondo me sul Superbonus, dove lui poi è molto vicino alle imprese, quindi conosce bene la questione, sicuramente metteranno le barricate e su questo ne vedremo delle belle. Non è così facile e soprattutto appunto sul Superbonus la decisione fatta come un fulmine a ciel sereno metterà secondo me in difficoltà questa maggioranza. Allora, ne vedremo delle belle su situazioni che ci avete lasciato e regalato voi, quindi insomma ne vedremo delle belle. Sì, ma le vedrete voi le belle? Sì, certo, su disastri vostri, e vi ringraziamo per questo. Ecco, che bello. Tutti belli. Allora, c'è un altro tema che sta infiammando un po' in questi giorni la politica regionale, e cioè la decisione del Consiglio dei Ministri, la proposta peraltro del Ministro Calderoli, di impugnare un articolo della legge di stabilità del Veneto che riguardava i trasferimenti fiscali, diciamo, una norma, un articolo, l'articolo 10, che in qualche modo era una sorta di anticipazione, diciamo, di autonomia tributaria. Lo stesso assessore Calzavara l'ha chiamata in questi termini, giudicata incostituzionale, quindi è stato impugnato questo articolo della legge di stabilità del Veneto, e questo sta creando un po' di dibattito anche all'interno della stessa Lega, insomma, che sia stato proprio Calderoli a proporre questa decisione. È sembrato quasi uno sgarbo, come dire, al Veneto dell'autonomia. Era giusto secondo lei quell'articolo o andava impugnato, o è davvero anticostituzionale, o sarebbe, come ha detto Zaia, che ha detto siamo pronti a difendere questa nostra scelta, andremo alla Corte Costituzionale, era un articolo innovativo? Allora, ho letto qualche cosa effettivamente. Devo dire la verità che secondo me è stata una forzatura da parte della Regione Veneto nell'anticipare l'autonomia. Un'autonomia che anche sul disegno di Calderoli, seppure fanno tutti sorridenti, non era l'autonomia che vorrebbe Zaia. È un'autonomia un po' pasticciata. Questa fuga in avanti della Regione Veneto fa in qualche modo una specie di sgambetto a una maggioranza attuale che, seppur propone, diciamo così, l'autonomia, è come dire l'autonomia che ci vuole fare il governo è un'autonomia sulla quale noi vogliamo incalzare ed avere più forza. Anche qui non voglio fare il gioco di parole, ne vedremo delle belle, perché effettivamente questa fuga in avanti non solo sta, come dire, mettendo in difficoltà la Regione Veneto, ma le critiche anche, ad esempio, di Bonaccini, che su questo è stato molto critico su questa proposta del Veneto, e se lo fa, se ad impugnare la norma e quindi impugnare dal punto di vista costituzionale non lo fa un deputato del Partito Democratico o del Terzo Polo, ma lo fa il leghista che propone la norma, io credo che qui prima di tutto si sta, come dire, mettendo dei paletti seri sull'avanzata della proposta dell'autonomia, prima cosa. Seconda cosa, quando interviene la Corte Costituzionale, attenzione, perché potrebbe dare un giudizio giuridico che azzoppa l'autonomia, e su questo io sono molto, come dire, interessata anche dal punto di vista professionale di vedere se andranno avanti e che cosa succederà. Anche perché poi diventa dirimente poi. Potrebbe essere la mazzata sulla proposta dell'autonomia. Attenzione. Grigoletto. Sì, è suggestiva questa lettura che fa Antonella Tocchetto, in effetti. Io credo che il traguardo dell'economia che ha raggiunto Calderoli e il governo è un traguardo che evidentemente ha scontentato l'idea di autonomia di Zaia e del Veneto, e credo che Calderoli, insomma, abbia voluto portare a casa la gallina oggi piuttosto che l'uovo domani, no? E di conseguenza
È chiaro che hanno dovuto rinunciare, ha dovuto chiedere il sacrificio alla regione, a Zaia, al Veneto, e quindi si è fatto promotore, a mio avviso, proprio per questo, per non mettere in pericolo quello che dopo tanti anni, e finalmente dico io, perché cominciava a diventare davvero un alibi per la Lega, quello di non raggiungere mai l'autonomia ma di dichiararla sempre, e in qualche modo si è raggiunta. Certo al ribasso rispetto all'idea di Zaia. Credo ci sia all'interno della Lega uno scontro, ma chiaramente non spetta a me ora entrare nella vita degli altri partiti, ma anche perché su questo io credo che un'autonomia così come è stata licenziata dal governo, insomma, penso scontenti un po' i veneti, e soprattutto li deluda, non sia proprio quell'autonomia tanto attesa, e immagino le difficoltà e le ambasce nelle quali si troverà Zaia e la Lega in questo momento. Razzolini e Baldin, voi siete in Consiglio regionale, quindi ecco, se ne era già parlato di questo articolo 10 della legge di bilancio. Partiamo da Razzolini, visto che parliamo di centrodestra, insomma di questa impasse. Cosa dite di questa decisione? Ma noi siamo, a livello di autonomia magari abbiamo sempre un po' fuga in avanti, e se non fosse per la fuga in avanti del Veneto oggi a livello nazionale non si parlerebbe neanche di autonomia, quindi insomma dei meriti ci sono nella regione Veneto. Noi impugneremo probabilmente questa norma, come diceva Zaia, e poi sarà la Corte Costituzionale a dire se era giusto o meno questa mossa che ha fatto la Regione Veneto, ecco, piena fiducia insomma alla Giunta regionale, e andiamo avanti per questa strada ancora a ribadire quanto sentita e importante sia comunque l'autonomia, e quindi anche la gestione delle risorse che si è riusciti a recuperare. Baldin. C'è un evidente cortocircuito in casa Lega, perché un giorno si è autonomisti e il giorno dopo si è centralisti, e che questa proposta di impugnativa arrivi proprio da Calderoli fa abbastanza specie e molto discutere in casa Lega in queste ultime ore. Chiaramente c'è una grande differenza tra la visione veneta, diciamo, di casa Lega e la visione romana della Lega. Se ne parlava molto a suo tempo di 9 decimi delle tasse da trattenere nella nostra regione. Oggi nella bozza che è circolata non se ne vede più alcuna traccia, quindi sicuramente questo mette in difficoltà lo stesso Zaia, che a carattere cubitali recitava queste parole e le recita da anni. Fatto sta che ad oggi assistiamo a una presa di posizione su una legge che avrebbe dato più risorse alla regione proprio da parte dalla stessa Lega che è al governo, quindi capite bene che c'è un problema. Quindi vedremo cosa deciderà la Corte Costituzionale. Questa sarebbe stata chiaramente una prima battaglia vinta da parte del Veneto, ma è ancora insomma sotto il giudice, sub iudice, vedremo cosa ne sarà. Si rileva semplicemente che da qualche parte non c'è tutta questa volontà di arrivare ad un'autonomia per il Veneto. Razzolini? Ma autonomia per il Veneto, autonomia non per il Veneto. Allora, l'autonomia è stata passata nel primo Consiglio dei Ministri, ci sarà il confronto con le regioni, si passerà in Consiglio dei Ministri, poi dovrà comunque passare anche per il Parlamento, da quello che ho capito, quindi insomma siamo su una fase embrionale e iniziale, quindi già dare sentenze in merito all'autonomia mi pare un po' eccessivo. Intanto questo governo ha dato il via ufficiale con il Consiglio dei Ministri a questa legge, e poi seguiamo man mano il percorso, ma adesso fare castelli in aria credo che sia ancora prematuro. Allora, pubblicità, poi torniamo in diretta. Rieccoci in diretta, l'ultima parte della nostra pagina politica. Allora entriamo nel vivo delle amministrative, insomma è stato un sabato di presentazioni di gazebi, c'era il gazebo dei Verdi con Giorgio De Nardi, la presentazione anche della lista, diciamo, di Mario Conte
la lista del sindaco, insomma, di Mario Conte, l'abbiamo visto prima con il nostro Christian Arboit. Allora, lavori in corso e io qui ho due nemici amici diciamo, che hanno condiviso per lungo tempo un percorso insieme e adesso sono su due fronti diversi. In questa settimana ha fatto specie la lettera che ha mandato, diciamo, ai suoi avversari il candidato del terzo polo, candidato sindaco Nicolò Rocco, chiedendo insomma una campagna elettorale sui contenuti e non sulle grida, prendendo spunto dal drammatico dato dell'astensionismo alle regionali in Lazio e Lombardia. Che input avete avuto da questa lettera? Un input sicuramente positivo, non soltanto da parte dei competitor degli altri candidati sindaci, ma anche da parte di moltissimi cittadini che evidentemente, stufi anche di una certa politica gridata, offensiva anche, ma soprattutto non sincera su alcuni contenuti e su alcune posizioni, apprezzano che insomma ci sia un tentativo perlomeno di condurre una campagna con uno stile diverso, senza delegittimazioni reciproche. Ci è piaciuto molto che il sindaco uscente Mario Conte abbia sottoscritto, così come quello dei 5 Stelle, e si è accodato anche Denardi, che però poi insomma non ha proprio smesso di continuare ad attaccare, insomma, e anche a portare sul tavolo del confronto amministrativo e politico ed elettorale a questo punto anche temi che secondo me non sono molto centrati nella sua lettura, francamente, a cominciare dall'attacco che ha rivolto alla MOM, prendendo a spunto un episodio che sinceramente non si capisce cosa c'entrasse con le amministrative di Treviso, per non parlare poi della sicurezza, sul quale io ho avuto modo anche di contestarlo nell'ultimo consiglio comunale. Insomma, occorre un po' dire anche le cose come stanno. Io capisco che uno che è nuovo, che si affaccia per la prima volta, anche voglio dire a una certa età, alla politica e non l'ha mai fatta, io comprendo che molte siano le cose che non conosce, però insomma è chiaro che se uno si candida al sindaco un po' di umiltà, ha tra l'altro la fortuna di avere a fianco parecchie liste, ma anche e soprattutto di avere a fianco, io li chiamo amici perché Antonella per esempio, magari forse una delle poche mi è rimaste nel PD, però di fatto è, voglio dire, una persona alla quale sono legato e che ho sempre stimato e continuo a stimare, ma ha un'esperienza incredibile, che voglio dire, basterebbe soltanto alzare la cornetta, sentirla e voglio dire, e chiederle qualche idea, qualche parere e anche una lettura di questi 20 anni, 25 anni, perché da Antonella è da sempre impegnata in politica, ma ce ne sono altri e altre persone che hanno esperienza anche di consiglio comunale. Ecco, allora voglio dire, sarebbe importante che ci si confrontasse davvero su temi, su situazioni reali, che non si dipingessero solamente per tornaconti elettorali, che li capisco, ci devono stare, ma almeno facciamolo su cose vere, non su cose inventate o in qualche modo anche alterate nella loro realtà. Ecco, io credo che il senso dell'appello di Nicolò Rocco vada proprio in questa direzione: rispetto reciproco, non delegittimiamoci e confrontiamoci su cose vere. Antonella Tocchetto. Allora, ringrazio Grigoletto dell'endorsement. Allora, pensiamo che questa campagna elettorale è sicuramente molto complicata per le opposizioni. È complicata perché c'è già, come dire, sulla carta un vincitore, e questo noi lo vogliamo, come dire, cancellare, nel senso che non è vero che Mario Conte ha già vinto come dice la narrazione. L'opposizione sta lavorando, ci sono più candidati, questo un po' indubbiamente ci dispiace, perché andando tutti insieme la partita sarebbe stata più semplice, ma su questo è vero che c'è Nicolò Rocco per il terzo polo, che ha sicuramente una forte esperienza, e c'è Denardi che, sostenuto dal Partito Democratico e liste civiche, sta, come dire, affacciandosi alla politica, ma già dalle prime cose si capisce. Ieri lui ha detto una battuta ai giornali molto chiara: chi vuole che rimanga tutto uguale vota Conte, chi vuole che le cose cambino e ci sia una città
porta più moderna, voti Denardi. Su questo noi partiamo sul fatto che comunque ci sono delle cose che vanno cambiate. Ecco, sulla questione della MOM, dove io potrei scrivere paginate, visto che il rapporto tra me e con la DON non è dei migliori, indubbiamente tutti l'abbiamo detto, ma lo ha detto anche Nicolò Rocco e lo stesso Roberto Grigoletto quando siamo in opposizione, ci sono delle cose che sul trasporto pubblico non funzionano e su questo noi dobbiamo lavorare, perché la narrazione di Conte non è che a Treviso va tutto bene, la narrazione di Conte deve essere smentita sul fatto che il trasporto pubblico a Treviso dal centro storico al collegamento con le periferie di fatto non c'è. Questo è uno degli obiettivi. Io immagino però, proprio perché, e questo lo voglio dire a chiarissime lettere, siamo da tanto tempo in momenti storici difficili, ma questo è uno tra i più difficili. Pensavamo che la questione dell'immigrazione fosse la cosa più difficile da affrontare, abbiamo invece un costo di energia, un problema di case, un problema economico della città che è venuto fuori. Io penso che saremo accattivanti sui cittadini, non certo se ci scontriamo, e su questo, diciamo così, l'appello di Nicolò Rocco è un appello che guardiamo con attenzione, ma se possiamo portare delle proposte concrete. Le proposte che noi faremo e che lo fa il Partito Democratico, ma che ovviamente Denardi dovrà assolutamente portare avanti, è quella della questione casa, che a Treviso è complicatissima. Guardate che ci sono sfratti che stanno arrivando in questi giorni qua, anche fatti dall'ATER, non solo dal privato, che mettono per strada persone, e l'altra è ovviamente la mobilità pubblica. Cioè sui temi è giusto che ci confrontiamo senza attacchi personali che non servono a niente, ma portando delle proposte concrete, ed immagino che tutta l'opposizione con le proposte concrete possa dire che la narrazione di Mario Conte non è quella che lui vuol far credere. Poi le devo chiedere una cosa, me lo ricordi, su un'eventuale poi alleanza post primo turno, va bene. Erika Baldin, il candidato Movimento 5 Stelle Maurizio Maestriner, c'è il tentativo anche, immagino, del Movimento 5 Stelle di recuperare un po' di terreno perduto a livello locale con le amministrative, quindi con un'idea diversa che possa appunto recuperare quell'elettorato che un po' si è perduto o che è uscito, diciamo, dall'area Movimento 5 Stelle. Può essere questa anche una chiave di lettura? Beh, intanto bisogna dare merito agli attivisti e al candidato sindaco che si sono diciamo, tirati sulle maniche per costruire una lista e partecipare da soli a una competizione elettorale a livello locale amministrativo, che sappiamo è durissima, soprattutto perché se si guarda il nazionale sappiamo bene che chi si unisce poi alla fine vince, mentre chi si divide ha molta più difficoltà. Quindi partendo da questo presupposto, e non sto dicendo che bisogna per forza fare delle coalizioni, ovvero semplicemente laddove ci siano le possibilità, ci siano i requisiti, credo sia giusto addivenire ad una coalizione, diciamo PD 5 Stelle, Terzo Polo, Verdi, Sinistra, insomma tutta un'ampia gamma di partiti o movimenti che possono avere dei punti di contatto nei loro programmi, e credo che anche mettere dei diktat sia in questo caso disdicevole, perché se si dice no a livello romano al Movimento 5 Stelle se alleato con le forze di centrosinistra, io credo si faccia ben poca strada. Quindi credo sia necessario riuscire insomma ad allearsi dove questo sia fattibile, cercando proprio di andare a togliere, a erodere il consenso che negli ultimi mesi sta dimostrando la destra, chiaramente quando si unisce, ma solamente per fini elettorali, ha molte più probabilità. Dopo bisogna vedere se con quelle crepe che vi sono al loro interno riescano effettivamente a governare e riescano effettivamente a farlo soprattutto per il bene dei cittadini.
Razzolini, allora abbiamo la compagine centrodestra che è sicuramente favorita, nella quale però ecco, Fratelli d'Italia cerca un riconoscimento ovviamente anche dei risultati, degli ultimi risultati, del nuovo ruolo di Fratelli d'Italia, indubbio sia a livello nazionale che locale. Mario Conte è diciamo, il candidato, ecco, cosa potrebbe portare in più questo voto 2023 a Fratelli d'Italia? Ma sicuramente un punto di partenza già buono, nel senso che vedere sia alle politiche e successivamente alle regionali l'affermarsi di un partito, soprattutto anche qui in Veneto le politiche, in Lombardia oggi in regione, vuol dire che è un partito che vuole crescere, è un partito che parla di attività produttive, è un partito che guarda anche al nord, al contrario di quello che era stato spesso detto soprattutto alle regionali 2020 quando ero candidato io, insomma, dove ne abbiamo un po' sentite di tutti i colori, ecco. Quindi vuol dire che Fratelli d'Italia è ben presente e lo faremo a Treviso alle amministrative, perché comunque è il capoluogo di provincia, quindi è ben importante affermarsi e anche lì correre in maniera, perlomeno riuscire a entrare con alcune nostre figure nella giunta Conte, se appunto sarà lui il vincitore, ma insomma credo di sì, lo danno per favorito. E poi Mario è una persona che conosco, che stimo, che ha sempre lavorato bene per il bene della propria città, quindi non vedo perché il risultato dovrebbe essere diverso da questa aspettativa, ecco. Mi fa un po' strano vedere la collega Baldin che parla della sintonia solo nei momenti elettorali, quando comunque il governo che è caduto è un governo 5 Stelle PD, okay, con altri appoggi, ma più volte sono governi caduti dove loro facevano parte proprio perché non sono riusciti a stare insieme e adesso accusano, insomma, ma anche no, direi. Comunque ecco, un in bocca al lupo a tutti, anche al candidato De Nardi ci mancherebbe, che non conosco un altro De Nardi che sicuramente non vota PD, ma credo che è un sostenitore del mio partito, ma al di là di questo un in bocca al lupo a tutti, perché sicuramente al di là poi di chi vince o chi fa opposizione, sicuramente anche chi oggi è squadra di governo ha bisogno di una minoranza che faccia giustamente delle osservazioni costruttive per il bene del paese. Quindi sicuramente oggi è bene che ci sia una maggioranza, possibilmente Fratelli d'Italia, Lega, e anche una minoranza che comunque poi dia stimoli a chi governa la città. Ecco, non me lo dirà mai ovviamente, ma è chiaro che sul piatto, insomma, Fratelli d'Italia in un'eventuale vittoria chiede il vice sindaco che attualmente è di Forza Italia. Potrebbe essere, adesso non spetta a me dirlo, nel senso che non sono io a prendere questi accordi elettorali. Io correrò al massimo per portare un buon risultato anche nel capoluogo di provincia, però poi ecco, ognuno il suo ruolo, il suo compito, questo non è una cosa che spetta a me concordare e decidere. Io sono a disposizione del partito e lo sono sempre. È davvero così difficile, come si dice in questi giorni, trovare candidati? Non è facile anche se devo dire la verità, per quanto riguarda la lista del terzo polo siamo addirittura d'arrivo, è un partito nuovo. Quando arriva? Ma io penso che sarà questione di qualche giorno ancora, proprio nel senso che ne vorremmo iniziare davvero la campagna elettorale. Ora si sarà il 28 di maggio, come pare adesso dalle ultime notizie, meglio, ma questo non vuol dire che non ci dobbiamo già mettere all'opera. Credo di sì che sia comunque difficile trovare dei candidati perché l'impegno politico, almeno se lo fai seriamente, a parte al netto della passione della quale spesso parliamo con Antonella e anche di una certa vocazione anche all'impegno diretto, in questo momento non è sicuramente facile, insomma è un impegno a perdere fondamentalmente, del tempo, energie, anche in salute psicofisica, nel senso che spesse volte insomma si devono affrontare situazioni anche abbastanza pesanti, se poi si governa sia in amministrazione ancora di più e soprattutto non è facile nemmeno trovare anche delle persone anche nuove, che secondo me è la marcia in più da utilizzare, no?
avvicinare alla politica. Diciamo che con il Terzo Polo, essendo un partito nuovo, c'è magari questa possibilità di poter aprirsi appunto a nuove esperienze, questo sì. A proposito di Terzo Polo, approfitto per chiedere qualcosa che va extra Treviso. Carlo Calenda sul Gazzettino: non c'è alcuna possibilità che oggi si divida la strada mia e di Renzi, ma se Matteo ritiene di volere la leadership del partito concorreremo al congresso. Dice Calenda: subito partito unico, il leader posso non essere io, Renzi però mi sfide in un congresso. Fa bene Calenda dire questo? È necessario arrivare a un partito unico? Sì, assolutamente sì, nel senso che c'è necessario di un soggetto chiaro che entri nella competizione politica. Io lo auspico, io lo auspicherei domani mattina, anzi stasera, in vista anche delle elezioni comunali di Treviso. Sì, io sono come Antonella, ma penso non si offenda, della vecchia Repubblica, della prima Repubblica, e quindi credo che il sistema di partiti, i partiti abbiano una funzione fondamentale importantissima, anche nella selezione della classe dirigente, a proposito di trovare anche candidature. Fa benissimo Calenda, io credo, proprio a insistere per il partito unico, ed è giusto quello che dice, ci si sfiderà poi in un congresso chi avrà la leadership, ma può anche essere che magari, lo dico qua, non mi sente nessuno, che magari non possa essere né Renzi né Calenda il leader, non sarebbe nemmeno una cattiva idea, nemmeno questa, a mio avviso, per un soggetto magari una nuovo. donna. Magari una donna, sì, assolutamente sì. Quindi insomma partito unico anche per essere più chiari con l'elettore. Più chiari con l'elettore, e insomma non vedo motivi per i quali ci debbano essere differenziazioni a questo punto. Certo. Onestamente io non ne vedo tra Azione Italia Viva, francamente. Infatti io mi professo del Terzo Polo fondamentalmente. Infatti noi abbiamo sempre la difficoltà nei sottopancia se mettere Azione Terzo Polo Italia. Terzo Polo, chiamiamolo Terzo Polo. Tocchetto, la difficoltà di trovare questi benedetti candidati. Ha ragione Fabio Chiesi quando l'ha detto l'altro giorno in conferenza stampa con Forza Italia, a dire che gli amministratori devono essere pagati di più. Allora, chiariamo subito, perché molto spesso i telespettatori ci vedono, no? Nei ma lei che prenderà un sacco di soldi. Ecco, il gettone di presenza di un consigliere comunale è più o meno 50 euro. La professione del consigliere comunale, che è gran passione, non è certo politica pagata, è la passione per la tua città, perché se dovessimo guardare dal punto di vista economico, la politica è a perdita più che a guadagno. E quindi questo secondo me magari non avvicina molte persone al volersi candidare, perché poi alla fine è un impegno, perché ti devi studiare le delibere, preparare, sia che sei in maggioranza che in opposizione. Perdi, non è una perdita perché è un arricchimento, e penso che tutti noi che facciamo politica in questo modo qui, sia io, Roberto e tanti altri, lo facciamo veramente con gran passione, però va via tanto del tuo tempo, per cui lo devi sottrarre alla famiglia o al lavoro. Detto questo, sicuramente dovrebbe essere pagato di più, però ci sono anche da dire che a livello apicale, regione e Parlamento, gli stipendi sono molto alti. Le responsabilità di un sindaco e di un assessore penali, lo dico perché il sindaco la mattina si alza e ha una responsabilità penale. Io quando ero in maggioranza ed ero un semplice consigliere, perché non sono neanche mai stata assessore, avevo un'assicurazione, perché quando si vota le delibere del sindaco rischi anche tu di essere, come dire, sottoposto poi ad eventuali corsi o ricorsi che vengono fatti. Quindi c'è forte responsabilità a fronte di costo zero. Forse quello è un po' che allontana. Poi per quello che riguarda la questione delle liste, allora è indubbio che un partito che ha degli iscritti, a Treviso noi abbiamo circa 200 iscritti, ha più facilità ad avere le liste, ad avere persone in lista, perché noi più o meno la lista la potremmo chiudere anche fra 24 ore, basterebbe solo avere l'accettazione di candidatura. Come dire, per quello che riguarda le liste civiche, perché l'appello è venuto a Treviso prevalentemente dalle liste civiche, è un po' più complicato, perché la lista civica può avere il personaggio, il soggetto, ma poi non è fidalizzata come un partito. È indubbio che però le amministrazioni, se una volta erano molto attrattive, adesso non lo sono più, perché purtroppo, e questo lo dico anche, come dire, come provocazione, noi abbiamo una Costituzione nata sui partiti, che è fondata sul partito, il partito fa parte della nostra Costituzione, ma le persone, grandi o piccole che siano, giovani o quarantenni, cinquantenni, si avvicinano alla politica dicendo: beh, in politica si guadagna, vogliamo subito andare in Parlamento. Beh, io penso che invece bisognerebbe fare una bella
come dire, gavetta, una volta si iniziava, penso che io e Roberto l'abbiamo fatto, dai consigli di circoscrizione che non esistono più, ed era la prima gavetta che uno faceva quando si avvicinava alla politica. Io sono per fare la gavetta e fare un'esperienza di consiglio comunale, anche se non prendi niente ma fai una grande esperienza. È bene che diciamo a tutti che in politica non è che si va per guadagnare, si va per cercare per un periodo di vita di risolvere quello che ti chiede la gente, e lo risolvere anche per primo per te, perché voglio dire, tu per primo sei un cittadino, sia che sei un cittadino consigliere comunale, sia che sei un parlamentare. Quindi si va lì con capacità ed esperienza per risolvere le questioni complesse del governo di una società. Sogghignava Grigoletto, la battuta viene facile. Sogghignava e la battuta viene facile, non l'avevo fatta in questo aspetto, però dico che comunque la Rachele Scarpa aveva una grossa, ha comunque fatto attività nell'ambito dei giovani e della rete degli studenti, quindi non è proprio, come dire, una giovane che non conosce le regole del gioco, quindi ho anticipato la battuta. Sta facendo la gravità al contrario, lei parte dal Parlamento e poi scenderà ai consigli di quartiere, va bene. È una cosa che è rimasta lì, insomma, la ferita che è rimasta aperta, ed è uno dei motivi peraltro. Cioè, condividiamo insomma il discorso del percorso, dell'esperienza con Antonella, è fondamentale, ce lo siamo sempre detti e l'abbiamo fatto anche noi, e quindi mi voleva chiedere il ballottaggio. Sì, prima... Posso solo fare una battuta? Sì, certo. No, volevo dire che non guardando solo Treviso ma anche a Vicenza, lì Fratelli d'Italia qualche nervosismo c'è con un certo Conte di cui ho letto e ho visto sulle vostre televisioni. Sì, adesso magari ci arriviamo se ce la facciamo. Prima volevo chiedere a Razzolini e a Baldin, poi chiedo del ballottaggio. Allora, al di là della lettera, insomma, di Rocco che ha scritto, insomma, cerchiamo di recuperare dal dramma dell'astensionismo con una campagna elettorale sui contenuti. Oltre a questo, come si fa a superare davvero questo dramma dell'astensionismo? È lo scollamento dei partiti dalla realtà? Come si fa? Baldin e Razzolini. Baldin. Sicuramente negli ultimi anni ormai vince l'astensionismo, bisogna dire questo, e bisogna capire le origini di questo malcontento, perché credo che i cittadini abbiano tendenzialmente tanti più preoccupazioni, più problemi rispetto alla situazione politica della regione o del livello, del livello nazionale. È anche vero che alle ultime elezioni, parlo del Lazio e della Lombardia, sono andate a votare meno persone rispetto alle politiche, quindi anche sulla vicinanza, della regione al cittadino bisognerebbe interrogarsi, e questo lo vedo, lo constato io stessa, perché in questo Consiglio regionale si vanno ad approvare notevoli quantità di progetti di legge statali, e questi progetti statali poi dovrebbero essere approvati dal Parlamento, ma sappiamo benissimo che solamente 3 in 20 anni di produzione sono stati quelli recepiti dal Parlamento nazionale. Quindi è evidente che a volte ci si chiede cosa di produttivo fa un consiglio regionale. Questo il cittadino probabilmente lo percepisce, lo sente distante dalle proprie esigenze, per cui a volte preferisce di non andare a votare. Tornando però sul punto dei candidati, è vero che si fa molta fatica a trovare candidati, quindi persone disposte a metterci la faccia, perché guardate, la cosa più difficile è questa, però penso a una partita IVA che ha dei clienti, e se si candida con un partito ben preciso, riconosciuto a livello nazionale, comunque da un certo punto di vista rischia di perdere appunto dei clienti o comunque delle opportunità. Non è facile, quindi bisogna fare attenzione anche ad esempio alla possibilità di creare delle civiche a livello comunale. Questo forse per noi viene più semplice, soprattutto nei piccoli comuni, dove riconoscersi in una civica è più facile rispetto ad un partito nazionale che per un motivo o per l'altro, magari essendo stato al governo, ha scontentato qualcuno o ha fatto anche delle battaglie molto forti per cui si è creato molti nemici.
non voglio criticare o biasimare chi non si candida, decide di non candidarsi per la propria città, però è evidente che un meccanismo per far ritornare il cittadino a votare è necessario, altrimenti salta la democrazia. Razzolini. Ma per portare la gente a votare bisognerebbe prima di tutto fare meno antipolitica, che purtroppo anche nelle piazze qualcuno in questi anni ha molto fatto, cercando di creare malcontento verso alcuni partiti tradizionali, e poi si è visto insomma cosa è successo anche con le ultime elezioni. Una delle cose secondo me importanti è che chi oggi fa politica, dal consigliere comunale al parlamentare, sia più possibile vicino con le persone, quindi che sia presente nelle piazze, negli eventi, che dia risposte, che ci parli, che non sia un qualcosa di distaccato. Questo lo si ha con un voto di preferenza, dal mio punto di vista, cosa che c'è nelle regionali, c'è alle comunali, ma anche poi in altre situazioni. Ecco, quindi secondo me già questo è una cosa positiva. Poi cosa può fare la politica per evitare questo astensionismo? Parlare in maniera più reale delle possibilità che si può anche realizzare, nel senso che troppe volte magari i partiti o qualche leader o esponente di partito la butta troppo alta, creando false speranze e illusioni ai cittadini e alle persone, che poi giustamente non si vedono realizzate le promesse fatte e quindi dicono beh, allora sono tutti uguali e non vado a votare. Poi il malcontento credo che ci sia proprio perché viviamo in un mondo dove anche oggi l'informazione, c'è un eccesso di informazione dove c'è tutto e di più e non si riesce neanche a capire cosa effettivamente è vero, cosa non è vero, chi dice una cosa, chi dice un'altra, perché siamo bombardati costantemente e quotidianamente da informazioni, non sappiamo neanche se tutto quello che ci dicono è vero oppure no. Quindi tutta questa situazione genera sicuramente un malcontento e un distaccamento da quello che invece magari sono alcune voci autorevoli che invece quando parlano perché hanno una cognizione di quello che succede, di quello che effettivamente è. Quindi credo che il problema sia un po' generale. Proposta mia sicuramente è quella che con le preferenze già si è più vicini. Io parlo per esperienza, ho sentito prima che si diceva della gavetta e sono pienamente d'accordo. Io ho iniziato a militare in politica ancora con Azione Giovane, il movimento giovanile di Alleanza Nazionale, nel 2006. Nel 2014 poi mi sono candidato in comune, dove sono riuscito anche a essere il più votato a livello comunale e quindi il sindaco mi ha premiato con un ruolo di assessore. Poi ho fatto un mandato, ero collega da Tocchetto di un altro partito, ma sempre collega da Tocchetto in consiglio provinciale, riconfermato in comune nel 2019, anche lì più votato, e quindi il sindaco ha deciso di darmi il ruolo di vice sindaco, e poi nel 2020 il partito, vedendo i voti, ha detto proviamo a candidarlo alle regionali, e è andata bene. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che comunque intanto ho in primis i valdobbiadenesi, ovvero le persone del mio comune, ma non solo, che mi vogliono bene, perché se poi un politico non prende i voti a casa sua, questo è un grosso problema. Cioè non basta prendere i voti e essere eletti, bisogna dare il buon esempio, e i voti e il collegio più forte deve essere il collegio di casa tua. Comunque si parte sempre da lì, dalla legge elettorale da cambiare, è una chimera che vabbè. Allora, volevo solo chiudere ma abbiamo pochi secondi, ma mi era rimasta appesa questa domanda. Abbiamo visto Giorgio De Nardi il giorno della presentazione ufficiale di Rocco, così alla fine insomma si è parlato, una presenza anche per tenere una porta aperta. L'alleanza non si è fatta, ma per tenere una porta aperta su un eventuale, poi lo vedremo, dice giustamente Tocchetto, non diamo per scontato che vince Conte, insomma eventuale ballottaggio. Sembra la destinazione più naturale un'alleanza, è così oppure no? Sì, è naturale, con il nostro candidato Rocco che andrà al ballottaggio. Noi siamo sicuramente aperti all'appoggio di De Nardi e del centro-sinistra sul nostro candidato. Più che volentieri, se De Nardi appoggerà Rocco al ballottaggio, noi ben volentieri lo accetteremo. Detto questo, sarebbe stato molto più semplice per noi invece se il candidato fosse stato Antonella Tocchetto a sostenerla al ballottaggio.
Terza considerazione sul ballottaggio è che se si andrà effettivamente al ballottaggio che non dovesse vederci coinvolti, credo che il terzo polo, per la scelta in coerenza con la scelta che ha fatto, lascerà liberi gli elettori di decidere chi votare. Benissimo, vuole dire qualcosa? Speriamo di andare al ballottaggio. Esatto. Con Rocco che vi appoggia, ma ovviamente a parti invertite, ovviamente poi c'è anche Mestrinelli, per cui insomma lasciamo il campo libero a tutte le ipotesi. Grazie allora, grazie a Antonella Tocchetto, grazie a Roberto Grigoletto, grazie a Erika Baldini, grazie a Tommaso Razzolini. Speriamo che comunque vada, ne avremo tempo di discutere, davvero cambi qualcosa sull'astensionismo, perché quello è un dato davvero drammatico e che rischia di diventare sempre più drammatico, e allora davvero poi è in pericolo davvero la democrazia. Grazie per averci seguito. 18:30 come sempre i nostri telegiornali a partire dal Veneto. Arrivederci.